Bentrovati, buongiorno telespettatori di Antenna 3 Nord-Est, nuova edizione straordinaria dei nostri telegiornali per raccontarvi l'emergenza coronavirus, farvi ascoltare tutte le voci istituzionali, civili di questi giorni difficili per il Veneto, per l'intero Paese e non solo, perché ormai la pandemia sta coinvolgendo tutti i territori, tutti i paesi. Una situazione che vi stiamo per l'appunto raccontando di giorno in giorno. Inevitabile aprire con la contabilità del contagio, con il report che ormai conosciamo tutti della Regione del Veneto con azienda zero. I casi di positività in Veneto stanno raggiungendo quota 13.000, 12.933 per l'esattezza, 311 in più rispetto all'ultimo report di ieri sera. Quindi parliamo dei dati relativi alla tarda serata di ieri e alla notte appena trascorsa. I casi attualmente positivi sono 10.449, 5 i decessi che si sono registrati per l'appunto nell'arco di 12 ore, 2 a Vittorio Veneto, 1 all'ospedale di Trecenta nel Polesine, 1 a Bassano del Grappa, 1 a Vicenza. Continuano a calare, questo è il dato più importante, la cartina di tornasole dell'emergenza, continuano a calare i posti letto occupati in terapia intensiva in tutti gli ospedali del Veneto. Attualmente sono 274 i posti letto occupati, 3 in meno rispetto a ieri sera. Questo è un dato particolarmente confortante. Una settimana fa parlavamo di quasi 100 posti letto in più occupati, quindi il trend per quanto concerne le terapie intensive che stavano rischiando l'overbooking è in costante diminuzione. I decessi totali dall'inizio dell'emergenza, quindi dal 21 febbraio, sono 756, di questi 680 sono stati registrati negli ospedali. Questa la contabilità, è un brutto termine, ma parliamo di dati, parliamo di numeri del virus a nord-est. Ovviamente sono dati che si inseriscono all'interno di un più ampio dibattito politico, istituzionale che coinvolge tutti i livelli, quello regionale, quello nazionale, quello europeo, sempre più quello europeo. Di queste discussioni in atto vi diamo conto tutti i giorni con la massima puntualità. Anche per questo oggi siamo collegati con una delle voci più autorevoli del governo in terra veneta, mi riferisco ad Achille Variati. Buongiorno sottosegretario. Buongiorno a lei e ai telespettatori. Sottosegretario, cominciamo dalla fine, cominciamo dalle dichiarazioni del Premier Conte. Ieri il Premier lo ha più volte ribadito, questa mattina carta canta c'è un'intervista rilasciata ai media britannici, in particolare alla BBC. Giuseppe Conte dice: dobbiamo individuare alcuni settori che possano ricominciare la loro attività. Se gli scienziati danno il loro assenso potremo cominciare ad allentare alcune misure già alla fine di questo mese. È inevitabile, c'è molta attesa per quello che accadrà subito dopo Pasqua. Ormai è chiaro, non ci sarà nessuna riapertura totale, non si ritornerà alla normalità in pochi giorni con lo scoccare delle dita, questo ormai è assodato, ma tutti o tanti si augurano che ci sia una lenta riapertura. Tra l'altro ieri si è parlato anche di una ripresa diversificata in ogni regione, questo è anche l'auspicio della Confindustria, in particolare delle associazioni del Nord Italia. Chiedo a lei, sottosegretario, questo piano per la ripartenza come sarà? Può darci qualche anticipazione? I dati che lei ha riportato della curva epidemiologica in Veneto per certi aspetti coincidono, numeri diversi, ma come trend coincidono con quelli nazionali. La curva
è ferma e tendenzialmente in diminuzione sui nuovi positivi, ma il dato confortante è quello che riportava prima lei, e cioè che il rapporto tra malati e positivi sta scendendo, anche l'occupazione delle sale di emergenza, e questo sostanzialmente in tutto il paese, anche nella più martoriata Lombardia. Quindi è veramente tempo di cominciare a programmare la fase 2, quella che il presidente Conte ha chiamato la fase della convivenza con il virus. Convivenza anche perché, attenzione, che noi abbiamo i numeri dei positivi, ma i numeri dei positivi sono i numeri di quelli che sono stati accertati, cioè vi è stato fatto il tampone, ma è evidente che il numero dei positivi asintomatici che girano per il paese, girano anche per le nostre città, è decisamente inferiore. Quindi la fase 2, cioè la progressiva riapertura, deve essere alla luce di una parola, che è prudenza. Noi non possiamo sbagliare, perché se sbagliamo i tempi, se sbagliamo la modalità delle riaperture e riparte l'infezione, avremmo fatto un pasticcio. Ma avremmo annientato nel giro di una settimana tutto il lavoro di questo mese e tutti i sacrifici che ciascuno di noi ha fatto. Prudenza. E questa prudenza passa attraverso due meccanismi. Il primo meccanismo: riapriranno quei settori e quelle aziende via via nel tempo, cioè voglio dire a iniziare forse già dalla prossima settimana o comunque quasi sicuramente dalla settimana successiva, purché garantiscano l'assoluta salubrità del luogo di lavoro, con dei parametri molto rigidi che se un'azienda è in grado di garantire, ha; se non è in grado di garantire, non ha. Ed sono auspicabili quegli accordi, quelle intese che io vado dicendo, se ha presente ormai da un paio di settimane. Non bastano le tesi di Confindustria, non bastano le tesi di Confartigianato, cioè delle voci dei datori di lavoro, per capirci. Autorevoli, sono importanti, loro conoscono anche i nostri problemi di relazione con i mercati stranieri, no? Perché se perdiamo le commesse, addio, quei cancelli non riaprono più. Ma devono essere d'accordo anche i sindacati, perché per farla funzionare la macchina serve una buona macchina, ma serve anche un buon carburante che è dato dagli operai, dagli impiegati, dalle maestranze, che devono trovare luoghi sicuri. E un altro parametro di cui si è parlato, a mio avviso, fin qui. Ci sono dei problemi con il collegamento, vediamo se riusciamo a ripristinare. Non ci sono dei problemi. Adesso riprovo a ricollegarmi con il sottosegretario Variati. Tra l'altro oggi pomeriggio alle 17 in serata si riunirà nuovamente, dopo la giornata che doveva essere definitiva ma non lo è stato, l'Eurogruppo, quindi il gruppo dei ministri delle finanze dell'Unione Europea, perché la linea ovviamente non è stata ancora del tutto stabilita. La linea ovviamente se propendere per il meccanismo del fondo salva stati, il famigerato MES che l'Italia non vuole, soprattutto a determinate condizioni, o se optare invece per l'emissione dei cosiddetti Corona Bond. Riprovo un attimo con Variati, se per caso riusciamo a ripristinare il collegamento, altrimenti andrei con la collega Ilaria Marchiori. Andiamo con Ilaria Marchiori. Con Ilaria Marchiori che si trova all'ingresso dell'unità di crisi
di Marghera con Sandro Ponchio, pronti come sempre a raccontarci la conferenza stampa del Presidente Zaia e ad aggiornarci sulle novità istituzionali a livello regionale. Buongiorno Ilaria. Buongiorno Cristian, buongiorno a tutti i telespettatori. Sì, siamo qui davanti alla sede della Protezione Civile regionale a Marghera, siamo in attesa dell'inizio del consueto punto stampa del governatore Zaia, che sarà alle 12:30 insieme all'assessore alla sanità Lanzarin, all'assessore alla protezione civile Bottacin. Siamo in attesa appunto di capire quali saranno le novità di oggi, i numeri di oggi e se saremo in grado di capire qualcosa in più rispetto a quello che accadrà dalla prossima settimana, una volta scaduto il decreto a mezzanotte del 13. Dunque quali le novità, se sarà prorogato, se ci saranno alcune modifiche, insomma sappiamo che arriverà in primis dal governo, però magari forse potremo avere qualche anticipazione. Questo lo scopriremo tra poco quando inizierà la conferenza stampa del governatore. Nel frattempo però io vorrei anche aggiornare su quelle che sono alcune notizie che riguardano il veneziano. Una purtroppo riguarda una delle vittime del coronavirus, una persona conosciuta in città, perché si tratta di Davide Frisoli, il preside dei licei Benedetti Tommaseo di Venezia e della Bruno Franchetti di Mestre. Aveva 58 anni, viveva a Mestre con la moglie, anche lei insegnante, e i 2 figli. Le sue condizioni si sono aggravate, lui è stato ricoverato lo scorso 8 marzo, poi le sue condizioni si sono aggravate tanto da dover andare in terapia intensiva. Si pensava che ce l'avrebbe potuta fare, visto comunque l'età e anche il suo fisico forte, invece purtroppo nella notte si sono aggravate ulteriormente e quindi non ce l'ha fatta. È una delle tante vittime del coronavirus e questa volta ci rendiamo conto anche che non è un anziano. Dunque, come è stato detto più e più volte, non è un virus che colpisce solo gli anziani, ma anche persone più giovani. Anche questo dovrebbe far riflettere le tante persone che credono, magari solo perché non rientrano in quella che è la fascia della categoria di popolazione anziana, forse di capire che questo, come dice spesso il governatore, è un virus che colpisce tutti. Dunque anche questa è un'altra vittima. C'è invece una notizia diversa che però è giusto dare, tanto per aggiornare rispetto a quello che è l'arrivo dei presidi di sicurezza, perché è una notizia che è arrivata proprio poco fa in redazione. Sono state recapitate presso la sede dell'autorità di sistema portuale veneziana 3.000 mascherine che sono state inviate dalla società CCC, che è un colosso cinese dell'ingegneria e delle costruzioni, proprio a seguito di una richiesta di collaborazione che è stata inviata dal presidente dell'autorità portuale Pino Musolino. Quindi una buona notizia, l'aiuto che ci arriva oggi dagli amici della CCCC, cui va il nostro sentito ringraziamento, è un grande segnale di solidarietà e vicinanza che rinsalda una relazione tra Venezia e la Cina millenaria e testimonia la continuità di un rapporto speciale tra i nostri paesi, quanto ha dichiarato il presidente dell'autorità portuale Musolino. Le 3.000 mascherine, ha proseguito, andranno ad aggiungersi alla scorta a disposizione di tutta la comunità portuale, serviranno a garantire la sicurezza dei lavoratori e la continuità delle operazioni. Dunque un altro segnale che è arrivato dalla Cina e che il presidente dell'autorità portuale ha voluto sottolineare anche per ringraziare pubblicamente e ufficialmente. Al momento sono queste le notizie che arrivano dalla provincia di Venezia. Se non ci sono altre domande, Cristian, visto che forse potete ripristinare anche il collegamento di prima, insieme a Variati, se ci riuscite, io restituisco la linea in attesa dell'inizio della conferenza del punto stampa con il governatore Zaia.
Ilaria, grazie mille, sempre preziosissima, buon lavoro a te e a Sandro Ponchio, ci sentiamo più tardi, grazie. A voi. E siamo in effetti riusciti a ripristinare il collegamento via Skype con il sottosegretario Variati. Eccoci di nuovo, sottosegretario, grazie, perché insomma tutti quanti stiamo operando un po' in emergenza giustamente in questi giorni e ci affidiamo totalmente alla tecnologia. Tra l'altro ormai anche le riunioni ai massimi vertici, governo, Europa, si fanno in videoconferenza. Lei stesso è spessissimo in videoconferenza. È proprio così, quindi è saltata la linea, ma avevo lanciato una parola, prudenza. Certo. Prudenza nelle riaperture per non tornare indietro e non sciupare tutto il grande lavoro che abbiamo fatto in questo mese in particolare, grazie al senso di responsabilità praticamente di quasi tutti, noi, cittadini, imprese, eccetera. Però avevo detto che oltre che guardare via via la riapertura di attività e di salubrità del luogo di lavoro, che dovrà essere molto, molto alta, però stavo dicendo che, attenzione, perché un lavoratore è a casa e quindi è al sicuro, dopodiché può andare in fabbrica, la fabbrica è stata messa al sicuro, ma come fa il tragitto da casa alla fabbrica? Se utilizza i mezzi pubblici, mica può essere che un mezzo pubblico nelle ore di punta le persone sono dentro come delle sardine in scatola, perché allora è inutile garantire il metro e mezzo di distanza nel luogo di lavoro se poi dentro al mezzo pubblico questo non viene garantito. Quindi bisogna che facciamo un piano che coinvolga anche le aziende di trasporto, che coinvolga anche le pubbliche amministrazioni. Oggi i mezzi di trasporto sono un po' più liberi per effetto che ad esempio tutto il trasporto studentesco non c'è, è stato annullato. Quindi bisognerà prevedere anche degli orari differenziati di accesso, perché i mezzi pubblici devono essere un altro luogo molto sicuro nel trasporto, avendo ciascuno di noi ovviamente la nostra bella mascherina. Quindi vede molto complesso. Una volta ci saremmo messi un anno a definire tutto questo? Forse sì. Adesso non c'è tempo, adesso bisogna farlo subito e noi al governo lavoreremo, dico subito, anche durante la pausa di Pasqua che non esiste più, ma al di là forse di qualche ora del giorno di Pasqua si continuerà a lavorare su questi temi, ovviamente in raccordo con le regioni. E che tempistica c'è, sottosegretario, per il nuovo decreto? Oggi Conte dovrebbe già dare delle anticipazioni. Guardi, il nuovo decreto ritengo, siccome scade, quello attuale scade il giorno di Pasquetta, è ovvio che se immaginiamo domani che possa essere la data del nuovo DPCM. Sottosegretario, lei in questi giorni poi sul fronte regionale si è molto interessato alla questione delle case di riposo. È entrato anche in polemica diretta con il governatore Zaia, che la sta citando in quasi tutte le conferenze stampa, anche ieri. Ecco, com'è la situazione dal suo punto di vista nelle case di riposo? Ieri la Regione ha diramato i dati della campagna dei tamponi che si concluderà molto probabilmente tra domenica e lunedì, e lei continua però a dire che servirebbe di fatto fare di più. No, guardi, io ho parlato della questione delle case di riposo lanciando un allarme e non volendo entrare in polemica peraltro con Zaia, che io non ho neanche mai citato. Lui per la verità ha reagito in modo un po' nervoso e questo mi dispiace, perché in realtà il problema delle case di riposo doveva fin dall'inizio essere uno dei luoghi alla pari degli ospedali, dei luoghi di grandissima attenzione, perché è vero che le case di riposo hanno una loro autonoma gestione, purtroppo in Veneto non è mai stata fatta la legge sulle IPAP, se ne parla da oltre
15 anni ormai, e purtroppo non è stata fatta per mettere ordine nei rapporti. Però dal punto di vista sanitario è chiaro che la casa di riposo, soprattutto una RSA per non autosufficienti, viene in qualche modo, sta dentro ai protocolli sanitari regionali. Ora, lì è il luogo più delicato, perché lì ci stanno le persone anziane, lì ci stanno le persone più fragili, lì ci stanno quelle persone che, se si ammalano, hanno una probabilità di morte molto più elevata degli altri. E lì ci sta una generazione straordinaria, che è stata la generazione a cui noi dobbiamo nel dopoguerra la prosperità e lo sviluppo che abbiamo avuto. Quindi abbiamo un grande dovere di attenzione. Sono molto felice nell'apprendere i dati che finalmente cominciano ad esserci sui tamponi. Attenzione però, perché i tamponi vanno fatti soprattutto per i dipendenti delle case di riposo, così come per i dipendenti della sanità, vorrei dire settimanalmente, perché se uno risulta negativo questa settimana, lo devo verificare anche la settimana dopo. Perché chi è che ha portato il virus dentro le case di riposo? Non certo i parenti, che a un certo punto giustamente sono stati tenuti fuori, ma sono spesso i dipendenti inconsciamente. Quindi c'è un grande lavoro da fare e io invito proprio il governatore, la regione, e per quello che possiamo noi come Stato, a mantenere altissima, non alta, altissima l'attenzione. Altra questione regionale è quella del voto. Il decreto liquidità ha di fatto posticipato le elezioni comunali e regionali. Su questo Zaia è stato molto chiaro dicendo bisogna andare a votare non appena possibile. È antidemocratico, è inimmaginabile, è una follia, testuali parole, andare a votare in autunno quando si prevede tra l'altro un ritorno del virus. Questo magari significa prorogare sine die la data delle elezioni. Zaia dice questo. Lei che lavora, è sottosegretario all'interno, quindi il Viminale si occupa direttamente della gestione dei seggi, delle elezioni. Cosa dice, cosa si sente di rispondere a Zaia? Innanzitutto a Roma stiamo verificando con tutte le forze politiche, perché le elezioni riguardano tutti, chi è in maggioranza e chi è in minoranza. La logica è semplice: cercare di andare a votare nel più breve tempo possibile, anche perché le proroghe per istituzioni costituzionali come sono i comuni, come sono le regioni, devono essere le minori possibili, perché quando finisce un mandato la sovranità popolare è quella, l'unica sovranità, cioè che attraverso il voto può rinnovare gli organi. Quindi andremo a votare al più presto, chiaramente non a maggio, che ormai siamo ancora dentro alla piena emergenza, quindi cercheremo di farlo. Diciamo, l'autunno inizia col 21 di settembre, 20-21 settembre, adesso una volta si diceva 21, adesso dipende dagli anni vari, comunque attorno al 20-21 settembre, da lì inizia l'autunno. Vediamo di farle nella parte il più possibile vicine all'inizio dell'autunno, non nell'autunno inoltrato. Si stanno stabilendo un po' queste cose. La definizione dovrà essere fatta entro il 20 di questo mese, per ragioni anche regolamentari. Entro il 20 dovrà essere fatto il decreto. Quindi la notizia per certi versi è che stavolta lei stesso dà ragione in qualche modo a Zaia, si deve andare a votare il prima possibile. Mi scusi, ma guardi che io apprezzo Zaia, è un governatore che sta consumandosi, voglio dire. Vorrei solo che lui accettasse qualche volta anche qualche considerazione, se occorre qualche critica, come dire, costruttiva, perché non c'è nessuno che può fare l'uomo solo al comando, neanche Zaia, tutto qui. Quindi vediamo di fare le elezioni quanto prima. Ci sono anche delle attenzioni che dobbiamo avere, ad esempio per alcune feste religiose particolari, insomma bisogna considerare molte cose, però l'orientamento è di farle il più vicino possibile, però attenzione, dando lo spazio giusto per fare una campagna elettorale, perché questo è anche giusto. Campagna elettorale, sottosegretario, che in casa centro-sinistra continuerà a
portare avanti il candidato Arturo Lorenzoni, perché ieri le abbiamo chiesto direttamente a Lorenzoni, il nostro vice direttore Avarino ha chiesto a Lorenzoni se continuerà ad essere lui il candidato del centro-sinistra. La risposta è stata abbastanza chiara, ma dice credo di sì, credo che rimarrò a essere io il candidato del centro-sinistra. Lei è da sempre uno degli uomini forti del centro-sinistra in Veneto. Cosa ci dice a tal proposito? Continuerà a essere Lorenzoni il candidato del centro-sinistra? Lei si sente di scendere in campo come si dica? Qualcuno, scusi se sorrido, perché qualcuno dice è Variati che vuol fare lui, tranquillizzo, io ho il mio lavoro, una storia anche piuttosto radicata nel tempo, devo fare questo, sono abituato a fare le cose che mi vengono indicate, fino a ieri fare il sindaco, oggi sono sottosegretario di Stato su questa materia molto delicata, questo è il mio compito. Certo, io immagino che il dottor Lorenzoni, quasi con una forma di pudore verso il dolore, sia rimasto un po' zitto in questo tempo, perché non era il tempo delle diatribe elettorali. Io penso che sarà sicuramente lui e ora comincerà anche a dire qualche idea, a lanciare qualche idea, non polemica, ma qualche idea che possa contribuire alla comunità veneta. Possiamo lanciare l'hashtag Arturo stai sereno? No, perché quella frase lì a suo tempo la disse Renzi e non portò fortuna. No. Auguri invece e buon lavoro a Lorenzoni. Quindi lei si augura che sia Lorenzoni e che Lorenzoni sia un po' più, diciamo così, attivo, ecco, sostanzialmente in questa fase. Lui è rimasto in silenzio per grande rispetto verso questa tragedia collettiva che abbiamo avuto e nella quale ci siamo ancora. Sarebbe stata una stonatura qualcuno che avesse fatto delle polemiche politiche mentre la gente muore, basta. Adesso che pian piano dovremmo guardare anche avanti, anche il confronto elettorale sarà importante, potrà lanciare delle idee con quel suo modo anche molto pacato e sereno che lo ha contraddistinto fino a perché gli faccio gli auguri. Sottosegretario, grazie mille, è prezioso come sempre, ci teniamo ovviamente aggiornati anche per capire cosa succederà tra stasera e domani mattina, non solo sul fronte governativo ma anche a Bruxelles, dove si tornerà a riunire l'Eurogruppo. Un flash a tal proposito, cosa si augura dall'Europa, perché si sta tergiversando non poco? L'Europa è a una svolta e io conto che prenda la strada giusta. Nel frattempo qui noi come governo abbiamo un problema grande, quello di impedire che la burocrazia fermi gli stanziamenti che abbiamo dato. In particolare un appello grande alle banche. Le banche che verranno coperte con le garanzie dello Stato, che andranno dal 90 addirittura al 100%, facciano quelle pratiche per le imprese nel più breve tempo possibile. Perché quei soldi che sono stati in qualche modo messi a disposizione con le nuove regole devono arrivare nei conti delle aziende e dei cittadini in cassa integrazione. Quindi questo è un punto delicatissimo e ci stiamo lavorando, mi creda, giorno e notte. Sottosegretario, grazie mille, buon lavoro, a presto. Grazie. Buon lavoro anche a lei. Adesso per noi c'è un breve break pubblicitario, a dopo. Di nuovo insieme in diretta per raccontarvi l'ennesima giornata di emergenza sul fronte coronavirus, emergenza sanitaria, emergenza economica, per parlare delle ricadute già drammatiche nel mondo economico, ma soprattutto per parlare delle prospettive, di quello che ci attende. Abbiamo in collegamento Skype il presidente di Confindustria Veneto, Enrico Carraro. Buongiorno Presidente. Buongiorno a lei e buongiorno ai telespettatori.
Ieri Confindustria Veneto, accanto agli industriali del Nord, ha lanciato un appello drammatico per certi versi al governo e alle istituzioni più in generale, anche quelle regionali. Dobbiamo riaprire in fretta, garantire sì la massima sicurezza, ma bisogna riaprire in fretta perché ci sono a rischio non solo le produzioni, non solo l'export, ma anche gli stipendi dei nostri dipendenti. È una lettera veramente forte. È una lettera forte, è una lettera drammatica perché i tempi che stiamo vivendo sono drammatici per le nostre famiglie, per noi, per i nostri collaboratori, ma anche per la nostra economia. Noi l'abbiamo sempre detto, non vogliamo un compromesso tra quella che è la salute dei lavoratori e quello che è il riprendere l'attività. Dobbiamo cercare un metodo e su questo so che ci sono diversi team anche in regione che stanno valutando queste cose qua. Dobbiamo riaprire. Ci sono alcuni settori in estrema difficoltà, stiamo perdendo e noi che siamo vocati all'export sappiamo cosa vuol dire, stiamo perdendo importanti clienti all'estero, importanti commesse. Non vorrei veramente che oggi o nel vicino futuro il problema dell'economia fosse, se si può dire, addirittura più pesante del tema sanitario. Cos'è che la preoccupa maggiormente? Quali sono le produzioni più a rischio? Immagino quelle più vocate all'export. Ma guardi, allora, ci sono alcuni mercati aperti, avevano chiuso molti produttori di automobili in Germania e questi stanno riprendendo e hanno bisogno oggi delle nostre produzioni. Ci sono settori importanti nell'impiantistica, dove lì dobbiamo riprendere le commesse che avevamo in corso. È vero che poi ci sono alcuni settori legati al mercato interno che fin tanto che non partono i negozi, non partono il commercio al dettaglio, non partiamo, ma se oggi abbiamo delle aziende che possono partire, che possono produrre, che possono contribuire anche alla cassa integrazione attraverso i versamenti all'INPS per quelli che non possono lavorare, è un dovere, secondo me, di responsabilità per noi imprenditori e per il governo riaprire le aziende. Lei da imprenditore ha sicuramente il polso della situazione per quanto concerne anche i fornitori, i clienti esteri. Come ci guardano? Hanno comprensione nei confronti del mondo produttivo italiano e se sì, fino a quando manterranno questa linea di empatia e di comprensione? C'è un termine, un punto di rottura, c'è un limite alla pazienza? Allora, hanno molta comprensione, non perché sono buoni, ma perché sono coscienti dei nostri prodotti, della qualità, dei nostri collaboratori, di come lavoriamo. Noi nell'export siamo bravi a fornire prodotti molto buoni, tanto è vero che in Germania molte filiere si stanno facendo carico anche nei confronti del loro governo tedesco, così di accelerare gli aiuti per il nostro paese. Poi sa, uno aspetta fin tanto che riesce a aspettare, poi se deve continuare le sue produzioni dovrà andare a cercare altrove i propri prodotti. Diciamo che oggi siamo nell'ambito ci stanno un po' aspettando, oltre sarà più difficile. Oggi le catene di fornitura sono molto strette, non ci sono più i clienti che hanno un mese di magazzino. Oggi le grandi imprese hanno 1 o 2 settimane di magazzino, quindi 1 o 2 settimane dobbiamo risolvere il problema. Più in generale, Presidente, questa emergenza coronavirus ha riaperto un fronte che era sopito da tempo, ha
riaperto la contrapposizione tra industria e sindacato. Era da tempo che non si assisteva ad un dibattito così acceso fra le categorie economiche e quelle sociali. Cosa si sente di dire ai sindacati, alle parti sociali? Che se il dibattito è sano, ma anche forte, ci sta. È un momento dove tutti siamo, in questi momenti di emergenza, usiamo toni un po' più forti. Noi, il nostro sistema, negli ultimi anni ha avuto dei buonissimi rapporti con il sindacato, abbiamo fatto molte cose positive insieme. Io lascerei veramente quello che è successo in questi giorni, in questa emergenza, ma non è... c'è tutta la volontà su temi seri, perché noi dobbiamo parlare anche con il sindacato non dell'emergenza, ma su come si riparte, su come ritornare produttivi nella nostra regione. Quindi ci sono molti argomenti comuni per noi imprenditori e per i nostri lavoratori. L'Italia, Presidente, è il secondo paese manifatturiero d'Europa. Il Veneto è la regione con il più alto tasso di manifatturiero, anche rispetto alla stessa Lombardia, che è più vocata ai servizi. Diciamo che questa emergenza del manifatturiero è coessenziale al sistema veneto, è un'emergenza prettamente veneta quella del manifatturiero, dal distretto dello Sport System a quello del Mobile, calzaturiero del Brenta, calzatura sportiva di Montebelluna. Insomma, abbiamo tutti questi distretti che hanno bisogno di ripartire o comunque riagganciare la filiera produttiva internazionale. Sì, è vero anche la differenza tra noi e la Lombardia, ma anche chi fa servizi è legato alla catena delle manifatture. Senza manifattura noi non andiamo da nessuna parte. Noi siamo il secondo paese manufatturiero d'Europa, ma non siamo il secondo a poca distanza dal primo, che è la Germania. Questo periodo ci rischia di ampliare ancora la distanza tra noi e la Germania. Qui guardi, un problema molto pesante, non ci dobbiamo nascondere che molti settori saranno pesantemente colpiti da questa cosa. Ci sono settori della moda che forse soffriranno un po' più degli altri, e noi sappiamo tutto il settore della moda e del tessile come sia importante in questa regione. Oggi, ieri, magari sarà una domanda che mi avrebbe fatto, l'anticipo, è uscito questo decreto per dare liquidità. Va nella direzione giusta, la direzione giusta. Avrà un passaggio anche al Parlamento, magari il Parlamento potrà metterci mano. Ci sono i termini del rimborso, che per alcuni i 6 anni possono essere anche sufficienti, certo, ma per altri invece c'è bisogno di allungarli, di portarli magari 30 anni sarà possibile, ma avere almeno un termine di 15 anni, e poi c'è bisogno della velocità. Le aziende hanno bisogno di liquidità perché devono comprare, non hanno fatturato nelle ultime settimane, nell'ultimo mese, devono pagare gli stipendi, devono comprare le materie prime, quindi c'è bisogno di un'iniezione velocissima di liquidità per le aziende. Lei 2 giorni fa aveva sospeso un po' il giudizio sul decreto, questa mattina il decreto di liquidità è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, l'ha letto e quindi mi sembra che sia soddisfatto più o meno dell'impostazione. Resta il problema dei 6 anni che dovrebbero essere. Certo, allora forse l'avevo già raccontato, bisogna vedere anche lo stato della nostra economia.
quello che realmente possiamo fare. Tutti noi, io per primo, avremmo voluto soldi gratis a babbo morto per tutti quanti, ma ci dobbiamo rendere conto che non ci sono e quindi dobbiamo trovare qual è il male minore. Quindi va bene anche, diciamo così, indebitarsi, perché di questo stiamo parlando. Non va bene, allora non è una bella cosa indebitarsi, lo so, ma è una situazione che non era prevista, non è prevedibile, siamo in una condizione economica, e lo eravamo già, molto particolare. Se l'indebitamento può essere in termini di 10 anni con un tasso vicino allo zero, con le garanzie per le più piccole al 100%, per quelle un po' più grandi al 90%, sappiamo poi che in alcune dimensioni di aziende quel 10% che non è coperto dallo Stato, ci sono tipo i confidi, ci sono delle istituzioni che ti possono aiutare al 100%, potrebbe essere una condizione buona per chi fa impresa, per chi ha mercati, per chi è in un certo contesto, ma tutto questo non parte se noi non facciamo partire l'economia proprio dal basso. I 600 euro promessi alle partite IVA, secondo me nessuno ha ricevuto un euro. C'è bisogno che aprano in sicurezza, non è affar mio, io penso alle fabbriche, però ci sono i negozi, i bar, i ristoranti, finché non parte l'economia dal basso noi potremo lavorare bene sull'export, su questo, però c'è bisogno che il paese si riprenda. Certo, quindi puntare sul mercato interno e sul sostegno a chi poi al consumatore finale. Esatto. Perfetto. Presidente, solo un flash: se lei adesso avesse di fronte Giuseppe Conte, cosa gli chiederebbe come prima mossa da attuare? Le abbiamo chiesto a chiare lettere ieri, di aprire subito in sicurezza le nostre fabbriche. E la seconda cosa che gli chiederei, che è molto importante, di lavorare anche in questo momento e soprattutto di usare questo momento per abbattere alcune barriere burocratiche del nostro paese. È il momento buono per fare alcune manovre. Oggi abbiamo veramente la possibilità di abbattere queste barriere e per liberare da vincoli, da lacciuoli il nostro paese. Poi secondo me partirà tutto in modo molto più veloce. Presidente, grazie mille, grazie e buon lavoro. Grazie a voi e complimenti, arrivederci. Grazie, arrivederci. Era Enrico Carraro, presidente di Confindustria Veneto, e rimaniamo sul tema economia, ma parliamo di turismo, perché ieri l'assessore regionale al turismo Caner si è confrontato con gli assessori di tutta Italia proprio sul tema della stagione turistica, concentrandosi sulle richieste che saranno formalizzate nei prossimi giorni al governo. Prego la regia di mandare in onda il contributo di Caner, che ieri sera è stato intervistato da Nicola Zanetti. Abbiamo fatto un incontro con tutti gli assessori al turismo a livello nazionale assieme al sottosegretario Bonaccorsi, che tra l'altro ringrazio perché è una persona molto disponibile, e le dico la verità, ci siamo lamentati del fatto che anche nell'ultimo DPCM non c'è, che ho avuto modo fortunatamente di leggere, dato che è molto recente, non c'era nessuna iniziativa sul settore del turismo. E quando dico turismo non è che intendo iniziative a favore di chi vuole andare in vacanza, ma tutto il comparto, compreso l'indotto, cioè insomma tutto quel settore da 18 miliardi di euro che non ha risposte.
Allora, ci è stato assicurato, dopo anche lettere, io stesso ho fatto direttore, se si ricorda, una lettera al ministro Franceschini, perché ecco, ci è stato assicurato che la prossima settimana avremo un incontro con il ministro, quindi avremo un incontro con il ministro al quale chiederemo tutte quelle misure che gli sono già pervenute sul tavolo, in primis l'aiuto alle imprese, togliere l'IMU per esempio nel 2020, tutto il tema degli oneri previdenziali dei dipendenti, la cassa integrazione, perché queste sono le situazioni, e poi il sottosegretario ci ha detto che ci sono due misure che stanno prendendo in considerazione. Uno è il cosiddetto bonus fiscale per le famiglie che potranno avere la possibilità, speriamo tante, di andare in vacanza quest'estate, e l'altro tema riguarda la promozione che verrà fatta nel mercato domestico per, diciamo, la stagionalità estiva. Ecco, io qui ho fatto un inciso e ho detto al sottosegretario che preferirei che l'ENIT mettesse, che è l'Ente Nazionale per il Turismo, mettesse in saccoccia un po' di soldini da tirar fuori verso fine anno a fare una grande campagna promozionale internazionale, perché nel mercato domestico ci arrangiamo già noi singole regioni a fare la nostra promozione per tenersi i nostri cittadini all'interno delle nostre regioni. Quindi io faccio un appello ai veneti e dico: quei fortunati che potranno andare in vacanza, che lo facciano rimanendo all'interno dei confini regionali, non solo dei confini italiani. Ci hanno promesso che nel DPCM di metà aprile ci sarà un, diciamo, capitolo specifico e che verrà incontro alle molte richieste che le regioni hanno fatto. Ora siamo tutti qua in attesa di capire cosa accoglieranno, perché le assicuro che le richieste delle regioni, tra cui il Veneto, sono tante e sono quelle che abbiamo raccolto dalle categorie in sostanza, e quindi adesso non ci resta che aspettare questi 8 giorni. Nel frattempo abbiamo messo giù altre idee assieme al sottosegretario, ora però aspettiamo, diciamo, che il ministro Franceschini batta un colpo. Questo non è un ragionamento assolutamente partitico, perché tra i più critici ci sono stati anche degli assessori del centro-sinistra, per dire, compresa l'Emilia Romagna, che è una regione molto importante, colpita come noi dal Covid-19 in maniera massiccia, e anche loro sono stati critici. Quindi il tema non è partitico perché il ministro appartiene a una corrente politica piuttosto che un'altra, è un tema che noi ci sentiamo, noi assessori come i sindaci sul territorio, siamo i primi che veniamo diciamo, chiamati dalle categorie, dalla gente, e quindi insomma vogliamo alzare alta la nostra voce e che venga ascoltata dal governo. Molti operatori, per esempio della costa, ma anche altri, ma faccio l'esempio della costa, ci hanno chiesto di chiedere al governo, cosa che tra l'altro abbiamo chiesto oggi al sottosegretario Bonaccorsi, per esempio di poter entrare nelle spiagge, nel demanio statale, quello è in concessione, per poter fare i lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria. Penso per esempio ai camping, ai molti camping. Lei sa che per esempio noi abbiamo Cavallino Treporti, ma non solo, tante altre località lungo la costa e non solo sulla costa, dove noi abbiamo tantissimi campeggi 5 stelle, quindi località intere che vivono di questo, ma hanno la necessità di poter andare dentro a fare manutenzione ordinaria e straordinaria. Qui c'è stato un accordo tra l'Emilia Romagna e il ministro Speranza per permettere a questi lavoratori di poter entrare. Ecco, noi abbiamo chiesto oggi che quell'accordo che è stato fatto per quella ragione sia esteso a tutta Italia, perché insomma siamo il paese delle coste e quindi tutti hanno questo problema. Ci è stato assicurato di sì e che verrà inserito nel DPCM di metà aprile. Queste quindi le richieste della Regione del Veneto, dell'assessore Canera al governo sul fronte del turismo. Siamo in attesa di collegarci con il governatore Zaia e con la consueta conferenza stampa di mezzogiorno e mezzo, ma per fare il punto della situazione economica e lavorativa, dopo aver parlato con il presidente di Confindustria Veneto Carraro, non potevamo che collegarci con l'assessore regionale al lavoro Elena Donazzan. Buongiorno Donazzan. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i vostri telespettatori.
Assessore, partiamo dall'appello della Confindustria del Veneto e delle associazioni industriali del Nord. Chiedono di riaprire il prima possibile. Lei cosa si augura? Io mi auguro la medesima cosa e dico anche che proprio con il mondo imprenditoriale, ma anche con il sindacato, il rapporto, il tavolo di lavoro permanente che abbiamo in Regione è proprio quello di immaginarci, dobbiamo ragionare ora per ripartire subito, cioè appena sarà possibile. Appena i comitati scientifici ci diranno che si potrà fare, io ritengo che al di là di una generalizzata e magari contestuale riapertura di tutto, che potrebbe magari determinare un ritorno, no? Qualche criticità, io credo che si debba ragionare su come si può, dove si può e chi può ripartire. Faccio un esempio: l'azienda che deve avere una spedizione che è già stata lavorata non ha senso che tenga chiusa anche se non è dentro un codice Ateco. Una fonderia che tiene già le distanze molto ampie tra un lavoratore ed un altro e per la quale spegnere un alto forno significa veramente danneggiare l'azienda stessa, dovrebbe essere ragionata non per codice Ateco ma per tipologia aziendale. Allora su questo, cioè entrando nel merito e non solo in una generalizzata chiusura, compreso il problema dei trasporti, del fatto che un lavoratore debba o possa usare un mezzo proprio, quindi in una sorta di distanza sociale evidente e non un mezzo pubblico. È chiaro che i lavoratori di Porto Marghera prendono tutti treno e mezzo pubblico, ma un lavoratore del laboratorio artigiano di Sovizzo no, perché va con la sua macchina. Allora, siccome permettiamo con strette regole di rigidità anche sotto l'aspetto della salute, possiamo permettere ovviamente di andare a fare la spesa. A maggior ragione io credo che si debba provare a ragionare in termini di sicurezza. Questa deve restare sempre la priorità e non è un scontro dicotomico tra sicurezza e lavoro, ma possono stare insieme. Noi dobbiamo lavorare per questo, per essere pronti subito. Tra l'altro i numeri continuano a essere impietosi. Ieri nel pomeriggio lei ha diffuso una nota con i dati di Veneto Lavoro, dove si parla di un'ulteriore contrazione dei posti di lavoro in Veneto. 2 settimane fa lei, proprio nel corso di una nostra diretta, ci aveva anticipato il dato di 20.000 posti di lavoro scomparsi, ora siamo arrivati a 35.000. Continua questa emorragia? Arboite, questo peggiorerà, non migliorerà. Peggiorerà e ci troveremo di fronte alla più grande, epocale perdita di posti di lavoro della nostra storia. Il 2009, che io pure ho vissuto e gestito e che pensavo mi avesse fatto le ossa, e invece oggi mi rendo conto che questa è molto più grave, perché è indistinta su tutti i settori, perché colpisce un settore strategico. Prima ho sentito il servizio in cui avete dato ampia eco e spazio al collega Caner. Guardate che il turismo è drammaticamente cancellato oggi, non c'è un posto di lavoro, non c'è un'azienda aperta e noi abbiamo bisogno invece che quella che è il più importante segmento economico della nostra regione, per la nostra regione, non solo in termini di valore ma in termini di occupati, di lavoratori, perché il turismo impegna tutti, il cuoco, il cameriere, chi fa il trasporto, chi ha l'albergo, chi ha il ristorante, chi ha il camping. Questo noi dobbiamo provare a capire come farlo ripartire, perché 35-40 mila posti di lavoro perduti, cioè il 2%, quando noi di solito ragioniamo e festeggiamo se c'è lo 0,5-0,7% in più, è un dato drammatico. Io l'ho chiamato bollettino di guerra, perché vedete, ci siamo abituati a sentire i numeri della sanità. Questi numeri sono anche peggiori e siccome abbiamo voluto investire, giustamente abbiamo investito in termini di misure straordinarie e di economie straordinarie sulla sanità, dovremmo farlo anche per l'economia. Non esiste vita dell'uomo se non c'è anche vita economica e lavorativa, perché sennò genera depressione e povertà, come ha detto il patriarca in una delle messe che avete trasmesso proprio voi. Assessore, questa mattina è stato pubblicato il decreto liquidità.
annunciato 2 giorni fa dal Premier Conte. L'ha letto? Si è fatta un'idea? Allora, l'ho letto sommariamente perché ho guardato più che altro le cose che riguardavano le politiche del lavoro e legate in particolare agli ammortizzatori in deroga, perché c'era il tema, così cogliamo l'occasione per dirlo qui, in una sorta di anteprima. Fino a ieri era richiesto un bollo per fare la domanda per le piccole aziende, per fare la domanda per avere la cassa integrazione in deroga. Nel decreto liquidità non c'è più. Peraltro ieri abbiamo incontrato il Ministro del Lavoro, tutte le regioni, avevamo proprio chiesto ulteriormente questo passaggio insieme al fatto che abbiamo chiesto più risorse e unica buona notizia forse che possiamo dare oggi è che il Ministro ha accolto, e anche le altre regioni, anzi prima le altre regioni e poi il Ministro ha accolto la proposta veneta dell'ulteriore riparto dei 3 miliardi e 300 milioni previsti dal decreto Cura Italia, prevedendo una quota in più per Veneto, Emilia e Lombardia, perché ovviamente siamo le regioni che da più tempo sono bloccate. Lei su questo si era spesa particolarmente, fin dall'inizio ha chiesto un trattamento differenziato anche nell'attribuzione delle risorse per gli ammortizzatori sociali. Sì, anche perché Arboite, il tema dell'essere fermi da subito, ma soprattutto del fatto che ha colpito questa drammatica vicenda e questo terribile virus ha colpito principalmente i settori, le regioni più produttive d'Italia, tra Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, credo che facciamo oltre il 50% del PIL nazionale. È evidente che dobbiamo noi stessi essere quelli che devono ripartire prima. Noi siamo la locomotiva, i vagoni dietro seguono la locomotiva, se fermi la locomotiva gli altri vagoni non possono proseguire. Questo concetto molto semplice sotto l'aspetto degli aiuti è fondamentale, ovviamente. Mentre siamo ancora in attesa del governatore Zaia, vedo che... Dietro di lei per capire se arriva il Presidente, tacciamo subito, tranquillo. Non vorrei essere scortese, Assessore, mi scusi. Ma no, si dice i latini che ci insegnano tanto, se non tutto, anzi dovremmo riscoprire un po' di più il latino, la lingua latina, perché dicevano ubi maior, minor, cessate, io sarei il minor, anche lei, però io di più. Guardi, ma a proposito di latino, questi ragazzi alle prese con la didattica online, mi sa che di latino in questo periodo non ne fanno moltissimo. Lei che sentore ha da questo punto di vista? Grazie per questo suo assist molto intelligente, perché io ho criticato fortissimamente il ministro Azzolina nell'incontro che abbiamo avuto con tutte le regioni martedì. Primo perché è in gravissimo ritardo il ministro dell'istruzione nel confrontarsi con le regioni. Secondo perché i messaggi che sono stati dati, che poi lei si è affrettata a correggere dicendo che mai aveva detto che l'anno sarebbe finito e che quindi l'impegno avrebbe dovuto continuare, invece sono messaggi che sono passati dappertutto. Dire oggi a un mondo della scuola che non deve più impegnarsi è vanificare il grande lavoro fatto da moltissimi insegnanti. Ho invece rilevato, e l'ho sottolineato al Ministro, di questa molta disomogeneità nella formazione dei docenti e quindi della formazione nei confronti dei ragazzi, perché abbiamo insegnanti straordinari che hanno fatto cose incredibili. Guardi, io ne ho contezza diretta perché me lo fanno vedere, mi comunicano, ho un ritorno anche, ormai i social ti rendono molto libera di ascoltare, no? Anche con una amplificazione importante. Quindi molti insegnanti capaci che sono riusciti a trasferire ai ragazzi. La cosa più difficile, soprattutto per i bambini delle scuole primarie, maestre straordinarie. È arrivato il Presidente e noi ci diciamo. Ecco, Assessore, grazie mille, buon lavoro, arrivederci. Andiamo ad ascoltare. Grazie, arrivederci. Prego. Buongiorno. Innanzitutto grazie, buongiorno a tutti, un saluto a tutti i presenti, siete sempre in tanti, e ovviamente un saluto a tutti coloro che sono collegati con le diverse dirette sia televisive che dei social.
Andrei subito velocemente, siccome abbiamo diversi punti, poi c'è la sorella Ranzarini, vi dà ancora un aggiornamento sulle case di riposo. Avrei diversi aspetti dei quali parlarvi, quindi vado abbastanza veloce. Quindi il totale di tamponi sono 171.456. Questi dati ce li avete senza che perdiate tempo per gli appunti. Scusate, le persone isolate sono 18.553, i positivi sono 12.933, come vedete rispetto al bollettino di ieri mattina sono 311 in più. Questo perché i tamponi adesso vengono processati, è aumentata la velocità di processazione, le macchine vanno, per cui adesso aspettatevi un'impennata dei positivi, ma semplicemente perché i positivi, ve lo ripeto, quando vedo tabelle anche internazionali e parlano di positivi, e noi siamo i primi, no? Cina, Italia, sì, i positivi se li cerchi li trovi, se non li cerchi non li trovi, quindi noi ne abbiamo tanti perché li cerchiamo. Questo, diciamo che è un indicatore della qualità della sanità, perché se tu fai tamponi li trovi positivi, se no non li troverai mai. I ricoverati sono 1.804, per l'esattezza sarebbero 2 in più di ieri, ma insomma è una banalità, nel senso che i ricoverati stanno diminuendo. In terapia intensiva abbiamo 274 persone, che sono 3 in meno rispetto a ieri mattina, anzi scusatemi, il bollettino di ieri sera, sono 3 in meno rispetto al bollettino di ieri sera, e qui vedete che siamo scesi, e il modello ce lo diceva, siamo scesi, abbiamo superato il muro dei 300 che era fondamentale per il modello, e quindi questo è il dato che ha dato una direzione. E quindi quando vi dicevo guardate che la prossima settimana sarà cruciale, io sapevo cosa intendevo, cioè nel senso che è fondamentale il tema delle terapie intensive. I dimessi sono sempre superiori ai ricoverati, 1442, i morti sono 680. Ecco, non posso non ricordare, non è ancora, diciamo, previsto in questo bollettino, ma vorrei ricordare e fare le mie condoglianze in particolar modo ovviamente a tutti i morti, in particolar modo ai familiari e alla FIMG, e quindi ai medici di base, per la morte della dottoressa Samar Siniab, che è il 100° medico che perde la vita in questa tragedia, non in Veneto, ma lei si è persa la vita in Veneto, è morta a Treviso e operava a Mira. E quindi Samar Siniab, che è stata un medico di base, e purtroppo è morta di coronavirus. I nati sono 80. Detto questo, sui dati vi dico 2 o 3 robe veloci e poi vi lascio lo spazio per le domande, me le sono anche segnate. Allora, rispetto ai versamenti, stiamo raccogliendo, voi vedete che abbiamo il sovraimpressione anche per loro, per tutti. Sì, ma per noi è in sovraimpressione, per loro no. E dicevo, abbiamo i dati dei versamenti, che ringrazio vivamente tutti per i versamenti. Allora, noi siamo arrivati a 28.675 versamenti, cioè 28.675 persone che sono andate a versare. Agli atti in regione in questo momento abbiamo 31.592.399,99. Comunque dai, sono 31.592.000 euro. 31.592.000. Vi devo dire perché si sta impennando, come vi avevo detto, sta impennando perché abbiamo avuto versamenti importanti, tra i quali ricordo 6,5 milioni da parte di Banca Intesa. Quindi ringrazio ovviamente l'amministratore delegato Carlo Messina per questa scelta di contribuire agli acquisti di ventilatori, terapie intensive, blocchi di terapia intensiva, insomma, e anche questo ossigeno, no, per il nostro bilancio, perché vi ricordo che noi veniamo fuori
la sta vicenda, siamo un po' diroccati con il bilancio regionale. Siamo a 100 milioni di spesa e di raccolta al momento ne abbiamo 31 milioni. Quindi ringrazio tutti quelli che hanno versato, ringrazio oggi in particolar modo il dottor Messina e Banca Intesa per il versamento di 6 milioni e mezzo e ringrazio tutti quelli che vorranno versare anche in futuro, perché penso che sia fondamentale. Quindi grazie per tutta la solidarietà. Ricordo poi che nelle donazioni abbiamo anche pensato nella società agricola di Sutto Ferruccio ha donato 5.184 bottiglie di prosecco per i nostri medici, per gli operatori della sanità. Quindi è arrivato sto camion e lo distribuiremo, adesso troveremo una maniera per distribuire. E a questo si aggiungono le 1000 settimane di vacanza nei nostri campeggi, si aggiungono uova pasquali che stanno arrivando, che stiamo distribuendo, si aggiungono colombe. 100 settimane dal Barella, 100 giorni dal Barella. Sì, e 100 soggiorni dal Barella anche. Insomma, cercheremo di darvi una lista poi per rendere onore a tutti coloro che hanno lavorato. 3 robe. Abbiamo, anzi l'ho contrattato io personalmente, voi forse avete visto qualche notizia già, è arrivato l'ospedale da campo, diciamo versione luxury, come si direbbe, cioè il top del mercato, non un tendone. Vorrei che qualcuno lo spiegasse bene. Stiamo parlando di un ospedale a tutti gli effetti, donato dal Qatar. Sono già arrivati 22 ingegneri che abbiamo già qui, sempre dal Qatar. Tanto per darvi una dimensione, questo è un ospedale che coprirà un'area di oltre 5.000 metri quadrati, avrà 4 moduli, ci viene regalato e fornito di tutto, letti compresi, 400 posti letto, forse 500. Stiamo parlando di cablaggi, climatizzazione, tutto quello che serve, e anche il primo montaggio. Allora, adesso stiamo cercando di trovare un'area, perché è un'area complicata, perché noi lo vogliamo mettere vicino a un ospedale, è logico, no? L'ottica è quella dell'emergenza Covid, in attesa della possibile ondata dell'autunno. Dopodiché verrà smontato, sarà uno degli elementi per le pandemie, per le emergenze, e quindi un ulteriore livello di sicurezza che il Veneto avrà. Ovviamente avremo necessità di trovare un magazzino. Vi ricordo che l'aereo che l'ospedale cuba 5 aerei, nel senso che sono arrivati già 4 aerei per portarlo, e c'è una mole di materiale da paura. Cioè, avete presente, c'è un campo da calcio, ecco, questo alla fine sarà l'ingombro totale con le aree a manovra dell'ospedale. E è una bella partita, è una grande sfida, non è facile perché è una sfida di natura di protezione civile, l'assessore Bottacin sta seguendo questa partita, di sanità con l'assessore Lanzarin che sono qui, e in generale di volontariato, perché poi avrà bisogno di una gestione anche dell'aiuto degli alpini, di volontari, insomma di tutti quelli che vogliono essere della partita, di emergenza-urgenza, perché un presidio come questo non ce l'ha nessuno. Voi capite che se arrivasse una catastrofe, un terremoto o quant'altro, noi abbiamo un piccolo tesoro in un magazzino che ci permette in qualsiasi posto di essere montato. Noi abbiamo un'idea di fare una piastra in modo tale che sia pronta per l'appoggio per un'emergenza sanitaria che si riesce a gestire, ma se fosse necessario di mettere in una zona per un terremoto, per un'alluvione, cioè capite che abbiamo una massa di 5.000 metri quadrati all'interno della quale riusciamo a praticare sanità vera. Pensate anche a l'evento, magari un grosso, che so, un evento di catastrofe ambientale, inquinamento, qualsiasi cosa. Ovvio che è una cosa che ci fa, come si dice, ci inorgoglisce, perché comunque se hanno accettato e ci hanno anche scelto, vuol dire che qualcosa è accaduto di buono in questa regione, no? Perché non è che ne regalano uno per regione. E sono assolutamente disponibili, quindi io ringrazio il Qatar e l'Emiro per questa scelta, che fra l'altro ci viene data chiave in mano di tutto,
cioè noi dobbiamo solo dire di cosa abbiamo bisogno. E è un atto di donazione anche questo, che costa milioni di euro, però per noi è una frontiera che ancora non avevamo scandagliato così, perché comunque chi la voleva scandagliare aveva comunque la necessità di comprarsi la materia prima, no? L'ospedale che è già un costo pauroso, e poi c'è anche il tema della gestione, insomma è una nuova sfida, ma volevo dirvelo, insomma è una bella cosa. Dobbiamo esserne tutti orgogliosi, e alla fine sappiamo che abbiamo anche questa roba in magazzino. Io spero resti in magazzino tutta la vita, non si riapre mai più, però c'è, e se dovesse servire a qualcun altro siamo nelle condizioni di darla a qualcun altro, questo è logico, no? Cioè qualsiasi cosa accada è un contributo che il Veneto lo ha avuto, il Veneto, e noi daremo come contributo tenerlo pronto per altre emergenze. Vi dico un'altra cosa importante, e vi annuncio che il 22 di aprile firmeremo l'accordo di programma per il Policlinico Universitario di Padova, quindi ormai siamo addirittura d'arrivo e stiamo rispettando il cronoprogramma, e quindi in un momento nel quale si parla tanto di sanità vi voglio introdurre questo elemento. Ringrazio peraltro il professor Rizzuto, il magnifico rettore, con cui ho parlato anche ieri, e penso che questo sia un evento. Guardate, stanno accadendo un sacco di cose positive, purtroppo non hanno l'onore della cronaca perché emergenza coronavirus copre tutto. L'assessore 2 giorni fa ha portato fuori dal Consiglio regionale la partita della nuova facoltà di medicina a Treviso. Quindi Treviso alla sua, scusate, corso di laurea, non facoltà, di nuovo corso di laurea su Treviso di medicina. Significa iscriversi dopo le superiori e arrivare alla laurea restando seduti a Treviso, e quindi questo è un altro bel segnale. Questo a partire da quando? Dal prossimo anno accademico, il 2020 o 2021, quindi i ragazzi possono iscriversi a Treviso, e quindi fra qualche anno sentiremo dire: dove ti sei laureato in medicina? A Treviso. Questa sarà la frase. Ne esce il Policlinico Universitario, spero che non ci siano sorprese, ma il 22 vorrei proprio firmarlo, quindi la data del 22, dalla quale coinvolgeremo tutta la realtà, il comune, l'università e così via. E anche questa è una grande partita sulla quale pochi ci credevano, e nel mondo dell'ufficio complicazioni e affari semplici noi insomma ci siamo riusciti ad arrivarci, no? Stiamo lavorando e si sta andando avanti per questa direzione. 2 ulteriori precisazioni sono i mercati settimanali, i mercati open air a cielo aperto, no? I mercati dell'alimentare che sono aperti come DPCM. Vi ricordo che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri prevede l'apertura della sola parte del mercato che vende alimenti, salumi, formaggi, verdura, eccetera. Ecco, c'è qualcuno che dice Zaia ha chiuso i mercati. Io non ho chiuso i mercati, ho semplicemente detto che bisogna avere la mascherina e i guanti per frequentarli, sia che tu venda che compri. Ho detto che i sindaci li debbono perimetrare, e ho anche spiegato che non serve un muro in cemento armato, basta una cordella di quella da cantiere di nylon, e bisogna garantire un punto di ingresso e uno di uscita in maniera tale che non ci siano incroci e assembramenti all'interno del mercato, punto. Quindi siccome mi è arrivata da qualche cittadino, se qualche sindaco vi dice che io ho chiuso i mercati, dite che è una bugia, perché noi non abbiamo chiuso nessun mercato. Se poi c'è qualche amministratore che ha difficoltà a gestire diciamo delle norme minimali, allora è un altro discorso, ma non si dica che i mercati sono stati chiusi. Ieri ho detto un'inesattezza, o meglio, mi avete chiesto della famosa canzone che gira sui social. È giusto, è corretto, me l'hanno fatto notare i collaboratori, che venga citato, siccome non sapevo il nome del signore che l'ha fatto, è Matteo Tisato, fra l'altro è residente a Motte di Livenza. Mi hanno detto che salutiamo e ringraziamo per la canzone che sta girando, e cioè, insomma, ha strappato tutti un sorriso, quindi grazie a Matteo Tisato per la canzone. So che fra l'altro lui è anche un musicista, quindi gli auguriamo un in bocca al lupo. Ultima roba, ed ho concluso, vi dico sempre, no, vi darò, voglio dirvi anche, parlarvi dei bambini. A me scrivono un sacco di bambini. Allora, vi leggo questa letterina che mi è stata mandata, arriva da Cismon del Grappa, Valbrenta, Vicenza. Buongiorno Presidente Luca, mi chiamo Vittoria Maria
anche se per gli amici sono Vica. Ho 10 anni, in questi giorni avrei dovuto ricevere i sacramenti della prima comunione e della confermazione, ma a causa del Covid-19 tutto è stato sospeso e rinviato. I miei zii Federico e Bruna mi hanno proposto di donarmi la somma che avrebbero speso per le bomboniere e i bigliettini. Io ti seguo tutti i giorni in televisione alle 12:30, ho sentito che tante persone stanno versando dei soldi per aiutare gli ospedali della regione e che non importa quale sia la cifra, così ho pensato che anch'io potevo fare qualcosa. Così mi sono fatto anticipare il loro dono e con l'aiuto dello zio Fede ho fatto il versamento. Te lo allego così vedi. Non so se leggerai questa mia lettera, ma mi piacerebbe ricevere un tuo saluto così da farlo vedere a tutti. Io ho sempre obbedito ai tuoi consigli. Mi sei molto simpatico, vabbè. No, scusate. Mi fermo. Questa bimba, Vittoria Maria Posenato, ha versato i 300 euro della bomboniera della comunione. Mi ha mandato anche il versamento. E quindi ringraziamo Vica, ringraziamo tutti i bambini che stanno versando e che dimostrano un senso di appartenenza a questa comunità di solidarietà che è unica. E quindi grazie a Vica, e grazie ai bimbi che abbiamo ringraziato ieri e a quelli che ringrazieremo i prossimi giorni, perché vi posso garantire che ce ne sono tanti e fra l'altro anche che si privano delle uniche robe che hanno, no, per poter fare il versamento. Quindi grazie di cuore. Ci responsabilizza ancora di più nel nostro lavoro pensare che ci sono anche i bimbi che ci seguono e che sostengono questa sfida della sanità. Domande, ragazzi? È dato l'esposto di Annao a Someta, 18 pagine pesantine, leggo solo la conclusione, dove il sindacato dei medici dirigenti lamenta e denuncia la grave violazione delle norme antinfortunistiche e la grave violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro nei termini sopraesposti e chiede alle autorità competenti di avviare le opportune indagini per accertare le eventuali responsabilità amministrative e o penali a carico dei dirigenti generali delle aziende sanitarie della Regione Veneto e o di altri soggetti responsabili agli adempimenti di cui al decreto. Mancanza di mascherine, non aver informato, ecco, cosa risponde? Sono dotato di un minimo di comprendonio. Cosa risponde il Presidente? Ma guardate, io non ho visto il ricorso. E penso che sia uno dei diritti civili quello di poter ricorrere se non si è d'accordo su qualcosa e penso che in democrazia ci sia poi anche chi si debba esprimere, che è la magistratura. È giusto che questa partita, se Annao ritiene di interpellare la magistratura, è giusto che ci siano date le risposte con le documentazioni che mi fermo qui, cioè nel senso che la tragedia delle mascherine e dei dispositivi è stata una vera autentica tragedia. Dopodiché si cercherà di capire, o meglio si cercherà di documentare come è nata, come è stata affrontata e come è stata risolta, visto e considerato che io vi parlo della mia esperienza, non sono io che devo comprare le mascherine, ovvio, però abbiamo vissuto 4 settimane da panico totale, nel senso che mi ricordo solo che abbiamo comprato 550.000 mascherine, sembrava di essere ricchi, no? Adesso ne abbiamo comprate 24 milioni e mezzo e poi alla fine non sono mai arrivate e abbiamo scoperto di averle comprate in 3 quelle 550.000 mascherine. Siamo riusciti a farci restituire i soldi, c'è gente in Italia che ha ricevuto gli scatoloni vuoti, questo è il vero tema. Quella delle mascherine era solo l'inizio, cioè quella era la carenza proprio strutturale, ma è mancato a monte, denuncia l'Annao, molto di quello che doveva essere fatto per mettere in sicurezza il personale sanitario. Se non ho capito, guarda, non ho letto il ricorso, penso di aver risposto esaurientemente, cioè se c'è un ricorso è giusto al quale si deve dare una risposta e penso che sia logico e corretto che la risposta la si dia in un tribunale, perché il ricorso l'hanno fatto il tribunale, non l'hanno fatto la regione. I NAS è una forza di polizia, quindi lo staremo in NAS, faremo in modo che i direttori diano le risposte ai NAS, mi sembrano delle robe logiche, nel senso che non ci vedo nulla di scandaloso, cioè è un diritto civile questo, democratico di chiedere, no? Non era la richiesta, forse ho formulato male la domanda io, è
cercare di capire perché i medici che fino al 21 di febbraio erano sulle pagine dei giornali per la malasanità diventano eroi dal 21 in poi, e adesso però di questi tanti ne muoiono perché dicono non siamo stati messi nelle condizioni, nonostante alcune... Scusami Milva, hai bisogno di fare una sentenza o di avere delle informazioni? Se mi fermo qui, cosa vuoi che ti dica? Non ho neanche detto, cioè, mettiti nei miei panni, poi è un mondo che conosci bene, quello della magistratura. Se mi fai domande su roba, non ho neanche detto ricorso. Penso che dentro qui tu sia l'unica ad averlo. Chi è che ha il ricorso in mano? No, l'ho spedito a tutti. Cioè, ma lì in mano, io ce l'hai solo te? Io non sapevo neanche che esisteva sto ricorso. Se io non lo sapevo, scusatemi. Però, ripeto, più che dirti che se c'è qualcuno che fa un ricorso ai NAS o alla magistratura si darà risposta quando verremo chiamati, quando i direttori, in questo caso mi sembra di capire i direttori, verranno chiamati. Cioè posso dire anche un'altra roba, ma penso che forse è bene che abbiano dato anche la stura così che vengono chiarite le situazioni una volta per tutte, dopodiché, però dopo bisogna anche rispettare le sentenze, perché io vi dico cosa ho vissuto io, cioè ho visto che non c'era niente sul mercato, camici, guanti, niente, punto. Salvo qualcuno vuole sostenere, ma non sto parlando di Anao in generale, siccome vedo sta roba, vuole sostenere che c'era di tutto, guarda, noi abbiamo montagne di richieste, di offerte inevase, di articoli di giornali nazionali e internazionali che parlano della mancanza di dispositivi. Leggetevi la stampa di New York in questi giorni e vedrete cosa sta accadendo. Lo dico semplicemente per dire che ci siamo trovati veramente in una bufera. Dopodiché uno in una bufera può dire io devo uscire pulito, non devo avere nessuna goccia di acqua del temporale perché io sono abituato a stare così. Ok, va bene. Però... Ma è il rischio di aver sottovalutato e minimizzato in partenza mandando sul fronte, quindi in prima linea, persone che avrebbero dovuto essere protette e tutelate, il risultato sono... Cosa vuol dire aver mandato? Queste sono tutte tue idee? No. Oh, scusa, non ho messo le virgolette, cerco di sintetizzare il significato della rinuncia. Ma scusami una roba, allora l'emergenza con i 2 primi contagiati nasce a Vo. Vo però i 2 contagiati sono a Schiavonia. Ci arriva per una semplice intuizione geniale il medico che vede che non rispondono alle cure, che già siamo in presenza di medici che hanno le palle, che dicono ma sto qua che cos'è che non mi risponde alle cure, no? Questo paziente, questi erano 2 pazienti, 21 febbraio e lì ci siamo ritrovati che nel giro di pochi giorni si sono ritrovate le terapie intensive che si sono riempite, cioè questo è quello che è accaduto. Cosa dovevamo prevedere? Qualcuno di voi, visto che qua siamo in un paese dove tutti sa tutto, c'è qualcuno di voi che poteva immaginare che questo paese, fra l'altro per una congiuntura astrale negativa, ha più morti di Wuhan in Cina? Dai, ditelo fino in fondo, che tutti pensavano che fosse un problema che restava in Cina, come è accaduto con l'aviaria e altre minestre. Cioè, vi ricordo che l'aviaria dava gli stessi problemi, ma qui da noi non è arrivata, era una pandemia l'aviaria. La verità è che ci siamo preparati per il temporale con l'ombrello, probabilmente ci voleva un capannone in cemento armato. Ma non ve lo so dire, cioè, senti, sono medici quelli che andavano a dire in tv, scienziati che andavano a dire in tv che dava sintomi influenzali. Questo è quello che ve le ricordate anche voi, no? Che sarà una simile influenza. Cioè, sono medici che parlano contro dei medici a questo punto, no? Scienziati. È problematica scientifica. Scusa, possiamo? Sì. Prego. Sì. Presidente, io volevo tornare sul discorso che poi l'assessore svilupperà come ha fatto ieri delle case di riposo, perché è evidente che le case di riposo hanno pagato un po' il prezzo più pesante, no? Poi detto questa sarà ricordata per la strage degli anziani. Allora lì effettivamente, certamente la portata di questo virus ha sorpreso tutti, anche la comunità scientifica, anche molti medici, però nelle case di riposo il dubbio è che la catena di comando iniziale non abbia funzionato. Quale catena? Le catene di riposo hanno dei consigli di amministrazione che sono eletti se sono pubbliche dai consigli comunali, se sono private dalla proprietà. Hanno dei presidenti, hanno dei direttori, hanno dei medici responsabili. Che cosa
nel senso che forse il materiale sul mercato a un certo punto era indisponibile. A queste case di riposo avevano un magazzino, avevano un minimo di scorta. Chiedetelo a loro. Aspetta che vi dica. Ogni roba che si dice viene strumentalizzata. Noi siamo al fianco dei familiari, dei lavoratori e di tutti quelli che sono dentro le case di riposo. Sono 60.000, cioè non sono 4 gatti, sono 60.000. Sono persone che soffrono nel caso degli ospiti, che hanno difficoltà, molti sono non autosufficienti, dopodiché non trovo neanche corretto in questa fase stare qui a parlare delle competenze di uno, dell'altro e quant'altro. Guardiamo in faccia la realtà, noi adesso abbiamo attivato un piano di sanità pubblica, casa di riposo per casa di riposo tramite i direttori generali, ci è stato consegnato in queste ore, quindi in 7 giorni abbiamo chiesto che redigano un piano, perché noi possiamo solo entrare con un piano di sanità pubblica, perché vi ricordo che la casa di riposo ha anche un medico resident. Dopodiché loro secondo me pagano e noi paghiamo lo scotto che non c'erano i dispositivi. Guarda, io ricordo che, lo ricorderò finché vivo, ricordo che i primi dispositivi che siamo riusciti a mandare in maniera copiosa, abbiamo detto mandiamo le mascherine di Grafica Veneta, perché non ce n'erano. C'è qualche lazzarone, qualche disgraziato che si è messo a fare, come si può dire, battute su queste mascherine, ma queste mascherine qua in una fase sono servite non poco, e comunque è certificata per il filtraggio sta mascherina. Beh, insomma, ci sono persino quotidiani come il vostro che l'hanno distribuita, per cui penso, ne abbiamo fatte 8,5 milioni. Io ricordo che i primi bottaccini, i primi carichi che ho mandato, li ho mandati subito alle case di riposo. Avessimo avuto le chirurgiche, avremmo dato anche le chirurgiche. E qualcuno dice, ma perché allora gli ospedali? Dicevano, no, gli ospedali, guardate, hanno avuto il panico. Gli ospedali hanno avuto solo una fortuna rispetto alle case di riposo, secondo me, che un minimo di magazzino ce l'avevano, un minimo che poi è stato subito, cioè vi ricordo che le FP3 e le FP2 le contavano 100, 150, siamo andati avanti 3 settimane così, cioè ovvio, se non avessimo avuto neanche noi un minimo di magazzino sarebbe saltato il sistema, già ha avuto qualche difficoltà perché insomma di positivi ne abbiamo anche noi, e poi tanti si sono positivizzati anche perché nella fase iniziale non c'è stata l'attenzione che oggi avremo tutti, no? Per cui questo dobbiamo anche ricordarlo, anche per dire prima, per il discorso che si faceva con Milva. Cioè, all'inizio il comportamento è stato per tutti noi, clinici compresi, molto più, mai avremmo pensato di fare la conferenza stampa con le mascherine, insomma, cioè, ragazzi, e per noi ormai una volta ridevamo se vedevamo qualcuno a mascherina, adesso è normale vedere. Boh, altro? Sì, Presidente, un altro tema mi sembra, la settimana scorsa ci avevi detto verso giovedì vi saprò dire qualcosa dei negozi e delle attività commerciali. Sì. Ho parlato stamattina con il Ministro Speranza, sembra che il governo comunque, e spero sia così, prima di Pasqua scriva il DPCM, spero. E spero ci sia una videoconferenza col governo da parte dei presidenti di regione per poter dare anche alcuni suggerimenti. Allora guardate, io vi dico questo, vi dico che noi abbiamo ancora il virus nella comunità, quindi nessuno faccia salti di gioia perché non è finita sta partita, insomma abbiamo quasi 300 persone in terapia intensiva e quasi 2000 in ospedale e oltre 700 morti, perché poi i morti sono un'esagerazione, abbiamo 680, ma se sommate anche quelli fuori dagli ospedali si va a 756, quindi quasi 800 morti. Posso dire la mia impressione, ho l'impressione che almeno il 60% delle aziende abbia aperto, lo vedo dalle strade, lo vedo che è cambiato comunque il panorama. Quindi pensare a ripartire, dico che mi sa che molti sono già ripartiti, questo è un dato di fatto. Dobbiamo semplicemente fare in modo di mettere in sicurezza i lavoratori, di essere sicuri che i lavoratori non si infettino, e basilari sono i dispositivi. Io continuo a dire al governo, lanciate sto grido d'allarme, non so più come dirlo, in che salsa dirlo. C'è un'ordinanza che prevede la confisca di tutti i dispositivi che non sono indirizzati alla
sanità. Secondo voi un imprenditore compra un container di mascherine per vedersele confiscate? No. Un titolare di una grande catena di supermercati compra un container di guanti in lattice per vederseli confiscati? No. Allora, se vogliamo far ripartire questo paese, la prima roba che dobbiamo fare è togliere quell'ordinanza, perché allora diciamo agli imprenditori mascherine e guanti per tutti, ma debbono trovarle sul mercato, se no come facciamo a farlo ripartire questo paese? Oggi non c'è la materia prima per farlo ripartire, è un dramma questo. E le mascherine sul mercato, non fatevi raccontare che non ci sono mascherine. Noi rifiutiamo, ho dovuto dirvelo addirittura in conferenza stampa, fare un appello che non ci propongano più mascherine. Sembra assurdo, no? Un mese fa avrei fatto l'appello diverso. Mascherine sul mercato ce ne sono, le chirurgiche si trovano. Lo dico per noi addetti ai lavori, nel senso che la sanità del Veneto ne ha comprate 24 milioni e mezzo e se volessimo ne potremmo comprare milionate di mascherine. Debbono mettere nelle condizioni che i privati possano comprarsele. Oggi non possono comprarsele importandole e questo è il vero guaio. Quindi guardate che il vero problema della ripartenza, io ho visto il nostro piano per la ripartenza, si basa sui dispositivi, ma se non hai dispositivi che piano è? Se diciamo ai cittadini che devono avere la mascherina per uscire di casa e poi le mascherine non puoi comprarle al supermercato. Noi il nostro dovere lo abbiamo fatto mettendo in piedi una distribuzione di 8 milioni e mezzo, 8 milioni e 300 mila di queste, gratis, che noi abbiamo avuto gratis, perché Grafica Veneta ce le ha tutte donate, assieme poi a degli sponsor che ha recuperato Grafica Veneta. Io darei anche le chirurgiche, basterebbe che qualcuno ci permettesse di sbloccare la situazione. Ovvio che le chirurgiche sono un costo, noi non possiamo sostenere costi, però tutti gli imprenditori mi dicono dimmi dove posso trovarle e le compriamo. Gli imprenditori si pagherebbero i test, tutto. Sul versante dei negozi. È il governo che decide. Allora, io ne ho parlato anche stamattina, staremo a vedere cosa decidono. Negozi e imprese è un tema che è potestà giuridica del governo, non è nostro. Qualche altra domanda? Sì, io Ilaria, Milma, sì, poi avremo i giornali, facciamo ne faccio due così sì, poi. prego. Allora, una riguarda proprio le mascherine, perché ci arrivano tante telefonate di telespettatori che dicono dobbiamo comprarle, dobbiamo indossarle, ma i costi stanno lievitando e tante persone in questo momento si trovano anche in difficoltà economica proprio per la situazione. Quindi cosa facciamo? E questa è la prima. La seconda, sempre di telespettatori arrabbiati, ed è una questione che abbiamo già affrontato, ma forse è il caso di dare un'ulteriore risposta, riguarda sempre la questione di garden center e aziende florovivaistiche, perché con l'apertura dei consorzi agrari che vendono alla fine anche molte delle piantine che hanno anche le aziende, dicono ma allora noi perché noi no e loro sì? Bene. Allora, c'è anche un partiamo da questa finale perché sta diventando, io capisco l'ansia dei produttori e io sono al loro fianco, però sta diventando anche un tormentone. Allora, i garden sono stati chiusi solo i negozi dei vivai, peraltro ampliando ogni possibilità di vendita a domicilio, di vendita a qualsiasi catena di distribuzione, consorzi agrari compresi, perché i consorzi agrari non è che vendono le piantine dei consorzi agrari, c'è qualcuno che gliele porta le piantine, della grande distribuzione, i supermercati, quando mi dicono ma vendono le piante, c'è qualcuno che gliele avrà vendute le piante, e non mi risulta che il vivaio viva del negozio, perché tutti ti diranno noi non viviamo del negozio, viviamo delle grandi masse, non della campanella dei fiori che vendo, il vaso dei fiori che vendo al negozio. In più abbiamo anche aggiunto, che non era previsto, la possibilità di fare manutenzione del verde negli spazi pubblici e privati, e vi confermo che si può fare, quindi chi ha preso i verbali faccia ricorso. Addirittura c'è il prefetto di Venezia di Verona che ha fatto anche una disposizione su questo. Secondo voi, cioè io sto là e dico adesso servo i negozi di garden perché devo fare qualcosa anche a me. Ce l'hanno chiesto.
Io ci ho fra l'altro una lettera di 2 associazioni anche oggi, Florovivaisti di Veneto e Flor Veneto, le 2 grandi associazioni che ringrazio, che comunque mettono in chiaro sta roba. È accaduto che 2 settimane fa, diciamolo fino in fondo, c'era sto clima qua e sono andati in ansia perché si sono ritrovati i negozi pieni di gente e quindi hanno detto noi non siamo sicuri con questi flussi di gente. Ma quando leggo di qualcuno che dice dobbiamo buttare via tutte le piantine, sì, a me spiace, ma non le butti via per colpa dell'ordinanza della regione, le butti via perché comunque ti è stata chiusa e interdetta la possibilità di fare alcune attività. Non è che il negozio che hai, cioè, magari con ettari di produzione è quello che ti fa vendere le piantine, no, lo sappiamo tutti, cioè, questi vivono di commercio importante. Comunque guardate, per mettere il cuore in pace a tutti, vi ricordo che l'ordinanza a sabato, a meno che uno non tenga aperto anche il giorno di Pasqua e Pasquetta, decade. E stiamo parlando di un'ordinanza che ha avuto un emivita di 7 giorni, cioè non è che abbiamo sconvolto il mondo. Ripeto, su richiesta di quel mondo. Ma guardate che c'erano comunicati stampa che chiedevano di chiudere i negozi. Peraltro posso anche dirla tutta fino in fondo. Allora, il codice c'era per tenerli aperti, i negozi, ma voi dovete spiegarmi qual è il motivo per cui un cittadino poteva uscire di casa e andare a comprarsi il vaso di fiori. Era indifferibile il motivo? No, era una contraddizione. Nel DPCM c'è stata una contraddizione evidente. Allora uno mi dice, ma però può andare in consorzio agrario, è un'altra roba. Il consorzio agrario è stato tenuto aperto perché c'è il tema degli alimenti per gli animali, tutte queste robe qua, e quindi è stato ritenuta attività giusta. No, anche perché l'agricoltore per motivi di lavoro può andare. Certo, ovviamente, ma per il resto no. E invece per le mascherine vale sempre quello che ho detto prima, cioè le mascherine costano tanto, sicuramente c'è qualcuno che se ne approfitta, ma anche perché sul mercato chi ce le ha in maniera assolutamente irrisoria, perché non si riesce a doganare nulla, bisogna togliere l'efficacia dell'ordinanza. Aveva un senso l'ordinanza, quando non c'erano mascherine anche noi abbiamo fruito della confisca. Guardate, io potrei raccontarvi i casi che le abbiamo confiscate anche durante i controlli. Mascherine, cioè noi, posso anche dirvi, noi abbiamo avuto anche segnalazioni di dove c'erano mascherine, adesso lo posso svelare, e io ho mandato il controllo e l'ho fatto sequestrare, confiscare, e che peraltro devo anche dire in un caso ce le hanno anche regalate poi e sono stati gentilissimi, ma erano mascherine importanti, fra l'altro mascherine anche di quelle di qualità, non le chirurgiche, così andava. Ma adesso non serve più perché le mascherine sul mercato ci sono, non qua ma sono all'estero, dobbiamo portarle dentro. Prego Milva. Dopo fare un giro con i colleghi dei che hanno... Sì. Allora, una sul bollo auto, sì. Forse mi sono perse alcune puntate. Ma... Abbiamo la deroga fino al 31 giugno, no? Bollo auto, sì, per tutti. Sì, ma l'abbiamo annunciato ancora... lei ha annunciato, il DPCM scade e vedremo cosa deciderà il governo. Si immagini già in videoconferenza con il governo la proposta del presidente Zaia per far ripartire il paese, alla luce di un'altra frase che lo stesso presidente Zaia ha detto poc'anzi: c'è ancora il virus nella nostra comunità. Allora, è solo la mascherina e diciamo i presidi sanitari che aiutano a far ripartire le aziende o c'è dell'altro necessario? No, c'è tutto un piano che noi abbiamo, i presidi, cioè i DPI sono la base fondante perché poi c'è la misurazione della temperatura, in tot fasi della giornata, c'è tutta una serie di protocolli. Però la base fondante è che se noi non abbiamo i DPI non possiamo mandare, a parte la distanza, il droplet, tutto quello che volete, ma abbiamo bisogno dei dispositivi e le aziende non ce li hanno in misura necessaria, perché dobbiamo mettere in sicurezza i cittadini. Quindi questo è il vero tema. E quindi la proposta... La mia proposta è quello che vi ho detto, cioè se vogliamo ripartire, se non c'è, attenzione, se non c'è nessun divieto solido da parte della comunità scientifica, che è sempre iperprudente, io penso che per ripartire si debba partire dal fatto che bisogna revocare queste ordinanze, cioè se no l'approvvigionamento del materiale di base per riaprire non c'è.
Altre domande? Presidente, buongiorno. Poi passo ai quotidiani. La mia è più una considerazione che una domanda. Non è che sta passando, è una sensazione che ho guardandomi in giro, come lei anticipava, non è che sta passando il messaggio che è finita l'emergenza, e soprattutto mi spaventa il fatto che a breve appunto ci sarà Pasqua e Pasquetta, ci sono molte persone in giro, e se posso le chiedo, sono rimasto con la curiosità del Qatar, vi avrà motivato, vi avrà detto perché il Veneto? Grazie. No, ma guardate, c'era questa opportunità e ce l'hanno proposta. Loro sono molto informati sulla partita del Veneto, perché anche quando sono arrivati, io non li ho incontrati i nostri dirigenti, hanno fatto subito la battuta per fare qui noi stiamo tranquilli per i tamponi. Poi ci hanno mandato dei professionisti, sono 19 più 3 ingegneri, sono 22 ingegneri che seguiranno tutta la... uno dice ospedale da campo, uno dice vabbè sì, cioè, una roba, io non so quanti milioni di euro costa un ospedale, avete quantificato? Ma penso costi quasi come un ospedale normale per com'è. Però insomma a cavallo donato non si guarda in bocca, e qui li ringraziamo anche perché il cavallo è veramente buono. Riguardo alla mia sensazione, una sensazione sbagliata, o anche lei appunto avverte un lassismo forse sbagliato in questo momento, pericoloso? Guardate, è pericolosissimo, è sempre pericoloso, cioè noi dovremmo convivere con il virus finché non avremo raggiunto l'immunità di gregge, che significa che comunque il virus non sarà più letale, diventerà un virus influenzale poi alla fine questo virus. Ma in questo momento ci stiamo confrontando con un virus che ha fatto un salto di specie, cioè viene da un'altra specie, viene dal pipistrello, e quindi nel salto di specie trova un ospite, cioè noi, che è vulnerabile perché non abbiamo risposte anticorpali, non lo conosciamo, il nostro corpo non riesce a produrre risposta anticorpale in maniera efficiente come dovrebbe. E penso che i cittadini debbano restare in casa, so che è un sacrificio a Pasqua queste giornate. Una volta c'era un proverbio veneto che diceva se piove sulle rame fa sole sugli ovi, no? Se piove alle palme c'è il sole a Pasqua e viceversa. Allora alle palme abbiamo avuto sole e a Pasqua abbiamo sole, neanche più il proverbio funziona. Io darei prego. Sul fronte delle capienze c'erano anche tubercolosi che leggevo in questo momento. Stanno scandagliando di tutto, stiamo testando tutto, anche adesso noi abbiamo chiesto anche di poter essere inseriti in una nuova sperimentazione per lo zoo, con lo zoo, no? Vi ho detto l'altro giorno. Ci sono dei farmaci che danno buone risposte, ad esempio il tema dell'artrite reumatoide è il farmaco utilizzato da buone risposte, il tema dell'antimalarico utilizzato da buone risposte, insomma, ma siamo ancora a cocktail di farmaci perché diciamo la mira oggi non è millimetrica, ma c'è ancora un bersaglio che è abbastanza ampio, visto e considerato che non c'è ancora una definizione di quello che può essere la terapia canonica per un virus come questo. Però ci arriveremo, è inevitabile che ci arriveremo. Ho letto che la fondazione Bill Gates dice, sembra, l'ho letto forse sulla stampa locale o straniera, non me lo ricordo più, ieri l'ho letto, che la fondazione Bill Gates ha annunciato che è in arrivo il vaccino, sono molto performanti sul vaccino. Io spero che sia così, anche per una fondazione seria, importante e che fa grossi investimenti. Fra l'altro Bill Gates l'abbiamo visto tutti a definire la futura pandemia, cavoli ci ha azzeccato, l'ha descritta in tempi non sospetti questa pandemia. Io darei un po' di spazio ai giornali che premono. Allora, il collega Gallan dell'ANSA, seguito poi anche dal direttore Domenico Basso, chiedono, Bonaccini ha dato un bonus di 1.000 euro ieri al personale, ha deciso di dare un bonus di 1.000 euro al personale sanitario che è stato impegnato nell'emergenza Covid. La Regione pensa di fare altrettanto? Guardi, ne abbiamo già parlato, peraltro io ho sentito anche Stefano Bonaccini e mi diceva proprio stamattina che anche loro hanno utilizzato quota parte del riparto sanitario e poi con altri fondi propri. Noi assolutamente sì, però prima vogliamo fare un confronto con i datori di lavoro, con le parti sociali, perché penso che sia logico. Ovvio che non viviamo nell'oro, quindi anche quando parli di fondi propri vi ricordo che noi non abbiamo l'addizionale IRPEF sulla sanità,
e quindi facciamo l'intervento, ma è bene ricordare che per noi l'intervento così è un intervento che vale, perché non abbiamo tasse, non abbiamo niente in Veneto. La collega Zambon del Corriere del Veneto chiede cosa pensa dello scagliamento regione per regione per fare un esempio così i cittadini mi capiscono. Se io prendo il reddito di un medico, ci applico l'addizionale IRPEF per 10 anni di governo nostro nel quale non è stata applicata, potete stare tranquilli che è molto più alto del finanziamento che voglio andare. Cioè vuol dire che solo il risparmio di tasse è stato una grande cosa. Adesso vabbè, riconosciamo assolutamente questa attività, ma voglio che sia chiaro che non applicare 10 anni di addizionale sugli stipendi ha già fruttato, potremmo anche farlo sto calcolo, così vediamo. No, a parte gli 11 miliardi e mezzo, ma su uno stipendio di un medico, vedere cosa vale un addizionale IRPEF. Ma vi porto il calcolo quando il giorno che vi porto l'operazione conclusa, che abbiamo deciso di fare, guardate, ne abbiamo parlato penso un mese fa con questa roba qua. Vi porto anche il dato di cosa è stato il mancato prelievo in tasse su quella busta paga di un medico per 10 anni, così avete una dimensione di quanto diamo ora come premio e di quanto abbiamo dato negli anni non prelevando i soldi, perché questo nessuno mai se lo ricorda su sta ragione, siamo gli unici in Italia che non prelevano soldi, e ve lo faccio su una busta paga di un medico, così vi dico. Allora, torniamo alla Zambon del Corriere del Veneto. Cosa ne pensa dello eventuale scaglionamento regione per la riapertura delle attività produttive? Secondo il modello matematico, quale potrebbe essere la data giusta? Il 4 maggio? No, guardate, la data giusta potrebbe essere anche il 14, scusate, di aprile. Cioè, io mi sto chiedendo un'altra roba. Se non ci sono impedimenti di natura scientifica, bisogna affrontare il problema. E poi, scusate, io pongo un'altra questione. Guardate, io non è che voglio fare il fondamentalista o il pas d'arancia, vi dico quello che vedo. Oggi è innegabile che il Veneto è già parzialmente aperto. Fin qua ci siamo tutti. Se parliamo, non è una riapertura, è aprire quello che è rimasto chiuso, che è un'altra roba. Quindi non stiamo dicendo facciamo l'anti-lockdown. Cioè noi siamo in un'altra categoria, qui il lockdown non esiste più, perché quando io vedo, cioè lockdown vuol dire chiusura totale, ma qui non siamo in presenza di un lockdown. Scusatemi, io ci impiego almeno un quarto d'ora di più qui in macchina arrivare la mattina rispetto a prima, l'avete fatta anche voi la strada. Le autostrade sono molto più affollate. Allora, non bisogna essere ipocriti, prendiamo atto che il lockdown non c'è più, scrivetela sta roba. Io non sono incazzato con le imprese, vi dico semplicemente com'è, perché è inutile che ragioniamo di lockdown a livello nazionale e l'uscita dal lockdown, ma non c'è più lockdown, ragioniamo del fatto che comunque se è un tema sanitario non c'è più lockdown, e quindi siccome non c'è più dobbiamo ragionare in un'altra maniera, capire come aprire quelli che sono rimasti chiusi. Sempre da Zambon dice, sempre in questa chiave, il ministro Speranza dice che i test sierologici non daranno patenti di immunità. Cosa ne pensa? E nel caso fosse così, servirebbero comunque come patrimonio scientifico da acquisire? Io capisco la ricerca continua della polemica, però dico semplicemente una roba. Io do anche il consiglio al ministro Speranza di lasciarla alla comunità scientifica sto dibattito, perché vedo che è un dibattito molto acceso, profondo, dove c'è chi dice, vedo che faccio due estremi così nessuno si offende. Vedo il professor Palù che dice è questa la via, che è un illustre virologo e professore emerito. Vedo la professoressa Viola che dice, se non il contrario, l'esatto contrario, comunque dissente. E poi potrei metterci sopra quelli che a livello nazionale dicono sì, no. Guardate, questi sono gli esperti del prelievo, dell'analisi e della ricerca del virus. Quando si saranno capiti tra di loro ci diranno cosa hanno deciso, cosa volete che vi dica. Ma sposare una causa a dispetto di un'altra decisamente no. Bastianello Agi, pochi giorni fa si chiedeva dove era finita l'Europa perché era così latitante. Ora l'Europa inizia a farsi sentire, peggiorando forse ancora di più il quadro, visto che stanno emergendo soltanto attriti e accuse reciproche fra il nord e il sud. Che idea si sta facendo di questo dibattito e che futuro vede per l'Europa post-coronavirus? Il dibattito è imbarazzante, per non dire vomitevole.
Questo è il vero termine che qualifica il dibattito europeo in questo momento. Un'Europa che è sostanzialmente latitante, e purtroppo io spero che l'idea del governo di stanziare i famosi 400 miliardi e di fare un provvedimento salva imprese, quello che è per la ripartenza, chiamato Cura Italia, com'è che lo chiamano? Bene, non vorrei che questo ci facesse stare tranquilli e quindi nessuno andasse più a suonare il campanello alla porta europea. Io penso che questo intervento lo doveva fare l'Europa, lo doveva fare con delle emissioni o con qualcosa, ma comunque l'Europa dimostra la sua inutilità. Ve lo dice uno che non è anti-europeista, però capito, è come se noi davanti al coronavirus non ci fossimo occupati del coronavirus, avessimo detto è un problema di chi è in ospedale, vedranno loro quando arrivano i pazienti. No, noi abbiamo fatto delle scelte. No, ve lo dico anche perché forse non ve ne siete accorti. Abbiamo chiuso ospedali, abbiamo riaperto ospedali, abbiamo svuotato ospedali, abbiamo fatto scelte di progettualità, perché poi l'anello finale è il medico che ti cura, ma le 825 terapie intensive, se qualcuno non te le mette in piedi, la gente muore nei corridoi degli ospedali. Vi ricordate quando io vi ho detto mi batterò fino in fondo perché non si arrivi mai a dover fare la scelta in base all'età o in base alle patologie per portare dentro una persona in terapia intensiva? Fino ad oggi ci siamo riusciti, tutti sono stati curati. Giacomo Muzzo, giornale di Vicenza. 2 domande: come sta procedendo il dialogo col governo per la fase 2? Il Veneto è ascoltato? No, l'ho detto prima, immagino che questo fine settimana sarà topico, insomma, poi ve lo dirò giorno dopo giorno. Noi siamo qua anche a Pasqua e Pasquetta, quindi tutte le novità ve le diciamo. Male che vada, ci guardate in TV. A che punto è lo screening per infermieri e medici che lavorano in ospedale? Ha già qualche risultato? No, stanno screenando. Quanto ha fatto ormai? Quale screening? Quello dei dipendenti. Ospedali, medici e operatori. Erano 27.000 5 giorni fa, saremo già penso a 35, 40. Ripeto perché non si è sentito. 27.000. Eravamo 27.000, si va verso i 50.000 che sono i dipendenti. 5 giorni fa, quindi dice l'assessore, saranno già 30-35.000. Perfetto, l'ultima domanda mi pare sia quella di Minazzi, scusate ma mi arrivano in continuazione, scusate un attimo. Lui chiedeva se è già deciso quando si deciderà dove collocare l'ospedale da campo, le tempistiche previste. No, guardate, avevamo anche una mezza idea che era Schiavonia, però questo è come fare una pista per l'atterraggio L'Allegri di Padova Prego? L'Allegri di Padova è possibile? No, guardate, noi dobbiamo affiancarlo a un ospedale, non possiamo andare avanti e indietro, noi abbiamo bisogno dei laboratori, delle TAC, di tutte queste robe, deve essere una roba da 50 metri che sia dentro subito, perché sennò che ospedale da campo è. Per quanto riguarda il coronavirus, se poi viene fuori una tragedia da qualche parte lo porti dove serve, lo metti su un campo da calcio, lo monti, sono 4 moduli, ne monterai uno da 2.000 metri, 3.000 metri. Facciamo un ultimo giro, poi ti diamo la parola all'assessore. Scusa, un dettaglio giusto, ma perché è necessario montarlo ora? Perché intanto, come ho detto io, facciamolo montare, che vediamo anche com'è, vediamo come lo montano, c'è anche un fatto di know-how, no? Perché sono 4 aerei pieni di materiale, non è che uno si mette lì con 22 ingegneri. Io vorrei che passasse l'idea che non stiamo parlando di una roba facile, non vorrei che qualcuno poi venisse a dirci ma l'hanno montato, probabilmente resterà vuoto fino a gennaio, febbraio del prossimo anno, speriamo che resta vuoto. Se sarà riempito vuol dire che saremo in emergenza coronavirus. Dopodiché non possiamo, io pensavo che si potesse lasciare comunque montato, no, perché il tempo lo degrada, perché il sole, e quindi il consiglio che ci danno poi smontarlo e preparare le condizioni in una piazzola e poi montarlo, anche se non servirebbe, ma noi vogliamo fare la piazzola perché ci portiamo le forniture di ossigeno, gli scarichi e tutto, in modo tale che sia di fatto un'emergenza gestita in maniera assoluta. Se dovessimo fare 500 terapie intensive in questo ospedale si possono fare portando dentro l'ossigeno, non avremo nessun problema. Dovete pensare che è una roba da comfort totale, non è una roba buttata lì. Ci si mette una decina di giorni a montarlo, e squadre, decine di persone che ci lavorano. Io ho una
domanda sulle terapie intensive, quelle che riterrete diciamo in più, sono surplus, avete intenzione di eventualmente rivenderle per recuperare le spese da altre regioni e nazioni o teniamo tutto? Rimane tutto in Veneto? E il più possibile montato. Quindi saremo curati probabilmente anche per patologie banali su letti da terapia intensiva. Io ho detto ai nostri che lasciano tutto per quanto possibile montato. Vi ho detto si smonteranno le terapie intensive che abbiamo nelle sale operatorie perché abbiamo fatto degenza nelle sale operatorie, noi, approfittando anche del respiratore sul tavolo operatorio, perché abbiamo avuto un momento nel quale eravamo sempre sul filo di dover cominciare a inventarci qualcosa perché ormai non ce n'erano più, siamo stati 825, ci siamo arrivati molto vicino. Bene, l'assessore Lanzarini. Sì, lascio l'assessore e vi saluto. Non vi faccio gli auguri perché vi faccio il giorno di Pasqua. Venite il giorno di Pasqua. Ti farei una sorpresa? Ah sì, vi farò una sorpresa il giorno di Pasqua. Grazie. Grazie, arrivederci. Buon lavoro. Prego, assessore, stai più vicino possibile al microfono, grazie. Mi fate domande oppure vi faccio la situazione? No, la situazione l'abbiamo detta ieri. Ieri sera vi è stato anche fornito la tabellina con i numeri aggiornati a ieri. Il giorno prima mi sembra forse non erano stati inclusi i tamponi che hanno fatto fino a ieri sera, perché quindi non erano inclusi. Oggi sono fuori per fare tamponi, parlo delle case di riposo anche oggi. Sapete che ci siamo dati come termine lunedì, insomma domenica lunedì, però so che alcune aziende finiranno già sabato, quindi con lo screening di tutta la popolazione, ospiti e operatori. Sapete che stiamo utilizzando il metodo misto, tamponi e kit rapidi, e i kit rapidi poi quando sono positivi seguono il tampone. Le aziende hanno mandato, tutte le aziende, il proprio piano di analisi del rischio legato al piano di sanità pubblica, li stiamo valutando e vedendo insomma cosa è stato inserito in questi piani. Nell'incontro di stamattina con i direttori generali abbiamo fatto il punto e anche in questo caso abbiamo detto iniziamo a valutare anche in quelle situazioni che sono più complesse, soprattutto da un punto di vista anche di assistenza all'interno delle strutture, di raggruppare e quindi di portare fuori i negativi o i positivi, insomma adesso dipende dalle situazioni, in modo anche rispetto al problema che c'è legato agli operatori all'interno delle strutture, quindi la mancanza di OS e infermieri, soprattutto OS, di concentrare insomma le forze eventualmente raggruppando anche questi nuclei, quindi dando tutta l'assistenza. È iniziata, come vi dicevo, anche la parte farmacologica all'interno delle RSA con i team che vanno da ogni singola azienda, più le USCA che si stanno formando e che sono quelle che vanno anche a domicilio. Si spiega un po' questo raggruppamento? Allora, intanto il raggruppamento aspettiamo di vedere i piani che ogni singola USLA, quindi le 9 aziende sanitarie, perché in questo caso voi sapete che la parte territoriale è legata quindi al socio sanitario è delle 9 aziende sanitarie, non ce l'hanno le 2 aziende ospedaliere e tantomeno lo IOP, no? Quindi sono le 9 aziende sanitarie. Loro in questo piano hanno analizzato le strutture, entrando nelle strutture, anche vedendo da un punto di vista logistico come sono queste strutture e può essere, quindi aspettiamo insomma di valutare questi piani e quello che ci hanno presentato o che ci proporranno, può essere che alcune aziende sanitarie abbiano pensato di trasferire gli ospiti positivi all'interno di moduli di ospedali di comunità piuttosto che concentrarli tutti in una struttura per anziani e concentrare invece tutte le strutture tra virgolette diciamo integre in modo da far sì che non ci sia appunto una contaminazione tra le due. Noi siamo anche fiduciosi, questi alcuni direttori generali hanno detto stamattina, che
essendosi concentrati subito sulle strutture che sapevamo già che avevano problematiche, che hanno manifestato problematiche, ne mancano ancora in questi giorni insomma da fare, che queste siano strutture che oggi sono strutture messe meglio, e quindi oggi fare questa analisi permette anche di metterle in sicurezza. È chiaro che poi l'attenzione rispetto a tutti i sistemi di igiene, di protezione, di PI su queste strutture che sono integre oggi e che quindi vogliamo mantenere in questa forma devono sicuramente essere potenziati. Se non ci sono domande, chiudiamo qua. Bene. Grazie. Grazie a voi. Torniamo in studio. È stata una conferenza stampa ricca di spunti, è durata anche più del solito, oltre un'ora. Si è parlato un po' di tutto, anche di questo ospedale da campo donato dal Qatar e che potrebbe tornare utile. Si spera ovviamente di no nel caso di proseguo dell'emergenza anche nei prossimi mesi. Quindi un gesto di solidarietà nei confronti della regione del Veneto. Tanti gli spunti, dicevo, su tutti, quello del controllo, del fatto di rimanere a casa nei giorni di Pasqua e di Pasquetta. La preoccupazione degli amministratori, di Zaia in primis, è che si allenti la presa e che quindi anche il clima vada a favorire gite fuori porta. Non è il momento di abbassare la guardia, l'emergenza è ancora in atto, i numeri del resto che sono stati diramati anche dall'azienda, che abbiamo visto anche prima della diretta, sono numeri veramente elevati. Stiamo arrivando ai 13.000 contagi complessivi. Attualmente invece positivi sono circa 10.449 persone, 5 i decessi che si sono registrati nella notte. Quindi i dati continuano a rimanere alti, l'aumento di casi è stato di quasi 300 in più, quindi chiaramente più tamponi si fanno, più casi positivi si trovano sul territorio regionale. A proposito di Pasqua, delle gite fuori porta, a proposito della necessità di contenere il fenomeno degli spostamenti, sono in collegamento con il sindaco di Cortina Gianpietro Ghedina, che ha annunciato una Pasqua blindata, una vera e propria task force che lui stesso ha definito inedita per controllare le vie di entrata e di uscita in Ampezzo, quindi a Cortina, dove ci sono tante seconde case. Nei giorni scorsi, nelle settimane scorse ne abbiamo parlato più di una volta. Saluto il sindaco di Cortina, buongiorno sindaco. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Il messaggio è molto chiaro. I turisti che solitamente a Cortina sono i benvenuti, stavolta però devono rimanere a casa per la salute di tutti. Sì, assolutamente, i turisti, gli amici di Cortina, proprietari di seconde case, li aspettiamo quest'estate. Per il momento è giusto rispettare la legge, abbiamo messo in atto una vera e propria task force qualora ce ne fosse bisogno per questo weekend di Pasqua. Quindi Cortina è assolutamente blindata e quindi l'appello vuole essere assolutamente di rispettare la legge e di non cercare di raggiungere in nessun modo le località turistiche. Nello specifico ovviamente io faccio l'appello per il mio territorio. Come si articolerà questa task force di uomini e mezzi che lei ha annunciato? Sì, dicevo, un intervento assolutamente straordinario in collaborazione e coadiuvato dalla Prefettura di Belluno insieme a tutte le forze dell'ordine sul territorio, quindi al di là della nostra Polizia Municipale, quindi Carabiniere, Polizia Stradale e Guardia di Finanza. Nello specifico ci sarà un controllo diciamo, per quanto riguarda le direttrici principali, quindi la SS 51 ma anche la 48 a terra, quindi con posti di blocco. Ci sarà un controllo anche aereo tramite elicotteri e droni e un controllo targhe H24 per l'incrocio dei dati che saranno necessari eventualmente per fare eventuali sanzioni e anche denunce. Quindi, Sindaco, arrivano anche i droni, si controllerà via terra, via aria? Sarà un controllo veramente a 360 gradi, quindi? Sì,
già da alcuni giorni, e quindi colgo anche l'occasione per ringraziare la Guardia di Finanza e i Carabinieri, stanno sorvolando il nostro territorio con controlli puntuali, ma direi qualcosa in più: i controlli vengono fatti anche capillarmente per quanto riguarda i condomini e le case che normalmente sono case affittate o di proprietà di cosiddetti secondi casisti, e quindi c'è un controllo veramente a pettine per evitare eventualmente spostamenti sulla nostra valle. Anche perché, Sindaco, Cortina ha tanti casi di contagio. A quanto siamo arrivati? Qual è la situazione attuale? Sì, certamente il numero è rilevante, perché siamo arrivati a 83 casi, che sono molti rispetto alla popolazione residente. Peraltro siamo in linea purtroppo con le maggiori località turistiche invernali anche vicine a noi, quelle del circuito del Dolomiti Superski, quindi la Val Gardena, la Val Badia, e quindi non bisogna passare assolutamente la guardia, bisogna mantenere stretti i controlli e soprattutto rispettare quelle che sono le regole di base. Questi dati elevati a Cortina, così come in Val Gardena, anche in Valpusteria, nelle località turistiche, significa che all'inizio anche i turisti delle seconde case sono stati particolarmente leggeri nello spostarsi? No, direi di no, nel senso che Cortina era fino ai primi di marzo, quindi fino all'8 marzo era praticamente aperta, si sciava, gli impianti erano disponibili, avevamo circa 35-40 mila persone qui sul nostro territorio. Certamente il messaggio che era arrivato e la percezione della gravità della situazione non era stato trasmesso né dai media né ovviamente da chi in qualche modo ci governa. Quindi sicuramente c'era una leggerezza, tra virgolette, di base, ma dovuta ovviamente a una trasmissione probabilmente sbagliata della situazione in cui vivevamo. Dall'8 di marzo Cortina, come le altre località, ripeto, invernali della Valpusteria e della Val Badia, è stata blindata, e da allora ovviamente la situazione è più sotto controllo. Nel frattempo ovviamente il contagio però era andato avanti. Ieri, Sindaco, il governatore Zaia nel punto stampa è stato intervistato dalla TV russa e ha lanciato ai turisti russi l'appello a trascorrere le vacanze in Veneto, quindi guardando all'estate. È stato un messaggio anche di fiducia e di ottimismo. Lei, da Sindaco di Cortina, si sente di fare un annuncio analogo per l'estate, non ovviamente adesso, non per la Pasqua, non per la primavera, ma per l'estate? Che prospettiva ha come sindaco di una delle località turistiche principali a livello mondiale? Beh, devo dire che noi, insieme alla nostra, Cortina Marketing, stiamo già lavorando su vari scenari, quindi a differenza di quando si potrà aprire, quindi con uno scenario a giugno piuttosto che a luglio. E in tutto questo è logico che noi stiamo lavorando più su uno scenario che prevede un turismo di prossimità, quindi sul weekend, sulle seconde case, e un turismo più italiano che vogliamo assolutamente incentivare. Vedo un po' difficile il turismo straniero per quanto riguarda l'estate. Certamente sull'inverno stiamo programmando delle azioni, specialmente in alcuni paesi ovviamente contagio free, che possono essere di riferimento anche per la nostra località. Comunque gli scenari sono aperti, si sta lavorando con vari tipi di prospettiva. Intanto cerchiamo di portare a casa ovviamente la salute, e poi dalle prossime settimane con l'apertura anche speriamo che inizino ad arrivare qualche turista. Anche perché, Sindaco, immagino che il vostro faro per il momento, l'obiettivo ultimo sono le Olimpiadi del 2026, ma il primo passaggio, il primo nodo fondamentale è quello dei mondiali di sci del 2021. Sì, devo dire che noi abbiamo diversi scenari, cioè da un lato ovviamente stiamo affrontando l'emergenza virus, dall'altra si sta continuando a lavorare per i grandi eventi su cui tanto abbiamo puntato. Ovviamente il primo evento importante a livello internazionale sono i mondiali di febbraio del prossimo anno. Stiamo lavorando celermente, soprattutto per quanto riguarda le procedure amministrative. È stato nella fattispecie anche assegnati i lavori per la realizzazione di un nuovo impianto di risalita che dovrà in qualche modo sgravare e aiutare per quanto riguarda le zone delle piste che deputate per accogliere i mondiali.
dall'altra parte si sta lavorando ovviamente per l'obiettivo Milano-Cortina 2026, quindi c'è comunque un lavoro che sta proseguendo anche in maniera direi celere su questo doppio binario ovviamente. Sindaco, resta poi un altro fatto: Cortina, per quanto blasonata, resta un comune di montagna con tutte le criticità della gestione di un territorio montano. In provincia di Belluno, stando all'ultimo report, ci sono 620 casi complessivi dall'inizio dell'emergenza di positività al coronavirus. Questo significa che in termini percentuali la provincia di Belluno è una delle province più colpite in Veneto. In termini relativi supera anche la stessa provincia di Treviso, che è sui 1900 casi, con una popolazione che è 5 volte di più. Le chiedo, l'assistenza domiciliare, il fatto che le abitazioni a volte sono disperse, la popolazione anziana, come si reagisce, come si organizza l'assistenza in questo caso? Sì, ovviamente la vita in montagna è più difficile e anche la raggiungibilità dei nostri territori non è sempre facile. Detto questo, ovviamente all'interno del mio territorio, all'interno di Cortina, abbiamo fortunatamente una macchina molto attiva sia per quanto riguarda la protezione civile, ma sia per quanto riguarda i servizi domiciliari e devo dire che la stiamo gestendo veramente al meglio e quindi da questo punto di vista siamo fortunati perché c'è molto volontariato e molte persone sul territorio che collaborano e danno una mano alle persone che sono più in difficoltà. Sindaco, ultimo capitolo, tributi comunali. Lei ha sospeso la tassa di soggiorno per le attività alberghiere? Devo dire che stiamo lavorando su più forme di fiscalità per andare incontro ovviamente alle partite IVA e ai nostri operatori economici del territorio. In tutto questo alcuni provvedimenti li abbiamo già presi, tipo quello dell'imposta di soggiorno, in particolar modo che il versamento che era previsto per il 15 di aprile del primo trimestre 2020 l'abbiamo spostato al 15 gennaio 2021, quindi effettivamente molti mesi in là, anche in modo da dare un po' di liquidità e di risorse agli albergatori, in particolar modo in questo periodo ovviamente di prolungata chiusura e di difficoltà. Su altre forme di fiscalità stiamo lavorando, direi che c'è un'ottima collaborazione con le associazioni di categoria, creeremo anche un fondo di solidarietà importante per andare incontro, quindi devo dire che in questo momento si sta lavorando e c'è una collaborazione a 360 gradi. Sindaco, solo un flash: che cosa si sente di dire ai turisti che solitamente venivano a Cortina e iniziavano con la Pasqua la stagione? Qual è il messaggio del sindaco di Cortina alle migliaia di turisti che sognano in questo momento la Regina di Ampezzo? Sì, Cortina ovviamente è famosa per la sua bellezza, la sua straordinarietà, sia dal punto di vista sportivo, turistico e per tanti aspetti. La nostra fortuna è data sicuramente anche da questi forti flussi turistici, però in questo momento ovviamente l'appello vuole essere quello di un augurio di buona Pasqua, ognuno a casa sua, e un arrivederci per i prossimi mesi, magari da giugno o da luglio, con una riapertura, diciamo, delle attività. Quindi un augurio è di non inventarsi di mettersi sulla strada per raggiungerci, quello che ho un po' detto in premessa, perché qui c'è effettivamente un controllo serrato e saremo molto duri nei controlli. Turista avvisato, mezzo salvato, quindi. Sindaco, sì. Sindaco, grazie mille, buon lavoro davvero e buona Pasqua. Grazie, buon tutto e buona Pasqua. Arrivederci, grazie. Vedo collegata da Marghera la collega Ilaria Marchiori con Sandro Ponchio. È finita poco fa la conferenza stampa del governatore Zaia con l'assessore Lanzarin. Tantissimi i punti toccati. È così, Ilaria?
Sì, eccoci qui, buongiorno a tutti. Si è conclusa da pochissimo la conferenza stampa quotidiana del governatore Zaia e sono stati affrontati molti argomenti. Non ci sono ancora delle novità, come abbiamo sentito, anche perché fino a che il governo non si esprime è difficile capire che cosa succederà dalla prossima settimana, però sono state date molte notizie. La prima riguarda la donazione da parte del Qatar, dell'Emirato del Qatar, di un ospedale da campo, un ospedale per cui il governatore ringrazia moltissimo, che verrà consegnato chiavi in mano e che sarà utilizzato, ha detto il governatore, per qualsiasi tipo di emergenza, a parte quella che riguarda il coronavirus, qualora servisse, perché in questo momento potrebbe anche non servire, non essere necessario, però che sarà comunque conservato per tutte le emergenze future. Si spera non ce ne siano, però come abbiamo visto le emergenze possono arrivare da un momento all'altro e quindi questo ospedale è una grande donazione. Bisognerà montarlo, anche perché per portarlo qui servono 4 aerei e per metterlo in piedi ben 22 ingegneri, ha voluto sottolineare anche l'assessore alla protezione civile Giampaolo Bottacin. Quindi una grande squadra al lavoro per montare questo ospedale da campo che è stato donato alla nostra regione proprio dal Qatar e per cui il governatore ringrazia moltissimo. Un gesto molto forte, un gesto importantissimo e un gesto che ci fa sentire anche meno soli, perché una donazione così importante, tra l'altro costosissima, non è da tutti. Quindi c'è stato anche c'è stata questa dimostrazione di solidarietà da parte del Qatar, un gesto insomma molto molto importante. Per quanto riguarda altre questioni, il governatore ha voluto fare delle precisazioni partendo dai mercati settimanali, ribadendo il concetto che lui non ha chiuso i mercati settimanali. Questo l'ha voluto proprio specificare, ha solamente detto che è possibile ci siano solamente i banchi che si occupano della rivendita di alimentari, dunque non del resto, che ci deve essere un ingresso e un'uscita e che bisogna presentarsi, naturalmente come per i supermercati, con i dispositivi necessari, ovvero guanti e mascherine, dispositivi di protezione. Dopodiché ha detto, se eventuali amministratori non riescono a gestirla e preferiscono poi dare la colpa alla regione, è un altro discorso, ma lui ha ribadito che non ha chiuso i mercati, ha solamente messo dei paletti che devono essere rispettati. Ancora, per quanto riguarda eventuali riaperture, ha detto innanzitutto che si augura che il governo ci dica qualcosa prima di Pasqua e non all'ultimo momento, anche per poter avvisare tutta la popolazione e tutti i veneti. Dopodiché è stato molto chiaro nel dire che per lui, ovvero per il governatore, è molto forte la sensazione che molte aziende abbiano riaperto, parla almeno del 60% delle aziende. Questo perché lo si vede dai movimenti che un po' tutti noi che usciamo ci troviamo a vedere. Chi anche percorre le autostrade o semplicemente anche le strade urbane si è reso conto che la situazione è diversa rispetto alla settimana scorsa, ad esempio, e quindi questo significa che qualcosa c'è stato e non sono movimenti di persone che frequentano i parchi o che stanno a passeggiare o vanno solamente al supermercato, sono movimenti decisamente più consistenti. Dunque il governatore ha detto: questa è la sensazione, il 60% delle aziende ha riaperto. Dopodiché lui dice anche: quello che ora bisogna fare è assolutamente mettere in sicurezza tutti i lavoratori. E come si mettono in sicurezza? Fornendo loro i dispositivi necessari. Quindi ancora una volta torniamo a parlare della necessità di guanti e mascherine. Senza i dispositivi non ha alcun senso riprendere le attività e iniziare ad uscire nuovamente, perché si rischia
rischia di ricadere, cioè si rischia di tornare indietro e di cadere su quello che è stato definito l'effetto Hong Kong. Quindi il piano di ripartenza dice si deve basare sulla presenza dei dispositivi e dunque non solo sui datori di lavoro che li devono fornire, ma proprio sul fatto che si possano acquistare. Questo è fondamentale, abbiamo ribadito più e più volte che sono dispositivi necessari che serviranno ancora per parecchi mesi perché servono per proteggere noi stessi ma anche gli altri. Il governatore ha poi ringraziato anche i tanti bambini, nelle settimane scorse ha ringraziato molto i ragazzi e chi stava a casa perché dice per gli adolescenti è più difficile rimanere chiusi a casa, oggi invece il ringraziamento è stato per i più piccolini, per i bambini, tanti hanno scritto delle lettere, hanno mandato dei disegni, chi ha voluto dare parte dei propri risparmi, chi invece ha deciso di donare quel poco che aveva, insomma i piccoli gesti che però in realtà sono molto molto grandi proprio perché vengono da questi bambini, dai più piccolini, e che quindi dimostrano di capire che cosa sta succedendo, forse con una maturità anche più grande di quella che hanno certi adulti, e quindi di dare il loro contributo alla regione, ecco. Questo insomma in sintesi quanto i punti toccati dal governatore Zaia, quindi se non ci sono altre domande io restituisco la linea allo studio. Ilaria, grazie mille, grazie a te e a Sandro Ponco per questo aggiornamento. Buon lavoro, buona giornata Ilaria. A voi, grazie. Abbiamo sentito quindi la sintesi puntuale di Ilaria Marchiori su quanto detto dal governatore Zaia oggi durante il punto stampa. Ritorneremo a parlare di lavoro dopo la pubblicità. Ritorniamo in diretta per parlare del lavoro ai tempi del coronavirus. Oggi ne abbiamo parlato con il presidente della Confindustria del Veneto Carraro, poi con l'assessore regionale al lavoro Donazzan. Il periodo è complicato, per certi versi drammatico, inutile negarlo. 30-35 mila posti di lavoro solo in Veneto si sono letteralmente polverizzati, ci ha riferito la Donazzan con i dati di Veneto Lavoro. Ma c'è tutto un aspetto burocratico e amministrativo fatto di leggi, di decreti, di ordinarietà su cui vigilano i consulenti del lavoro. Siamo in diretta via Skype con il coordinatore regionale della consulta dei consulenti del lavoro, Innocenzo Megali. Buongiorno Megali. Buongiorno. Sono giorni questi che vedono la vostra categoria, immagino, in trincea per dare consigli e per assistere imprenditori, lavoratori. Com'è la situazione? La situazione è estremamente grave. Lei parlava all'inizio, sono i dati dell'osservatorio sul mercato del lavoro del Veneto che si sono persi 40.000 posti di lavoro rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, e questo perché l'emergenza epidemiologica ha portato alla progressiva sospensione e blocco di tutte le attività nel Paese. Il legislatore ha affrontato, per quanto riguarda l'impatto economico di questa emergenza epidemiologica, il problema con l'istituto degli ammortizzatori sociali, un istituto che conosciamo da sempre per far fronte a situazioni temporanee di crisi aziendale. La particolarità che noi non condividiamo è che è stato usato uno strumento ordinario per far fronte ad una situazione del tutto straordinaria. Quindi abbiamo da un lato i tempi procedurali che non coincidono con l'emergenza vissuta sul territorio da lavoratori e imprese. In particolare ci sono imprese che hanno la possibilità di ricorrere alla cassa integrazione ordinaria, altri ai fondi bilaterali. Chi non rientra nei fondi bilaterali può ricorrere al fondo di integrazione salariale se ha più di 5 dipendenti. Se non ha più di 5 dipendenti, lo stesso settore, lo stesso datore di lavoro dello stesso settore deve ricorrere alla cassa integrazione in deroga che è prevista per chi non ha altri strumenti di assistenza, e quindi abbiamo un complesso
di procedure che sono diverse l'una dall'altra e che allungano i tempi della liquidazione delle somme, che è questo l'aspetto che più interessa. Si è sentito parlare spesso della data del 15 aprile, noi abbiamo cercato di fare il possibile, però contemporaneamente spiegando che proprio questa procedura di progressiva presentazione delle domande e superamento di tutti questi aspetti, tra l'altro è prevista una fase di consultazione sindacale per far fronte ad una situazione che è di chiusura totale delle attività per l'emergenza epidemiologica, quindi non per esigenze particolari dell'impresa, che purtroppo, anche se poteva essere ragionevole, in questo momento allunga le procedure, variano da regione a regione, perché mentre la cassa integrazione ordinaria e il fondo di integrazione salariale è affidato alla normativa statale, la cassa integrativa in deroga, che comprende tutti i settori che non hanno un ammortizzatore specifico, è affidata alle regioni. La Regione Veneto ha emesso una normativa, anche qui abbiamo avuto delle difficoltà perché sono state previste delle forme di informativa e consultazione sindacale anche per imprese fino a 5 dipendenti che, data l'esiguità dei lavoratori, potevano restarne sicuramente al di fuori. Alcune regioni non hanno ancora disciplinato la materia e quindi veramente è in coacervo di disposizioni e rallenta necessariamente lo strumento necessario per imprese e lavoratori. Quindi un vero e proprio caos. Tra l'altro voi oggi avete lanciato un appello nero su bianco al governo perché si vada verso questa fatidica sburocratizzazione, perlomeno con il decreto aprile annunciato dall'esecutivo e dal Premier Conte. Sul fronte, le chiedo, Megali, delle partite IVA dei piccoli commercianti, questi 600 euro sono arrivati, sono stati liquidati, a che punto è questa partita particolare? Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, sotto certi profili hanno gli stessi problemi che incontriamo per i lavoratori dipendenti. In particolare il problema è non solo sotto un profilo giuridico, ma anche sotto un profilo tecnico, anche se i due aspetti sono confinanti tra di loro. In particolare la necessità di usare per tutti gli strumenti, compresi 600 euro, il server dell'INPS ha determinato che si è bloccato, si blocca quotidianamente, è una situazione che nonostante la disponibilità di tutti gli addetti ai lavori non si riesce a superare. Quindi il problema è sorto sui mezzi di informazione il 1° aprile, allorché è stata aperta la procedura per i 600 euro, ma il problema lo affrontiamo quotidianamente. Quindi usare un unico strumento sotto il profilo tecnico che è dato dal portale dell'INPS ha creato notevoli problemi con rallentamento di tutte le procedure. Nuova emergenza quindi, ma vecchie regole. Vecchie regole, gli strumenti ci potevano essere uno strumento, un ammortizzatore sociale unico, strumento straordinario per poter gestire una situazione di emergenza particolare, semplificazione delle procedure. Quando noi parliamo di semplificazione delle procedure non facciamo una richiesta fine a se stessa, non abbiamo nessun intento polemico, ci rendiamo conto della drammaticità della situazione anche sotto il profilo normativo, ma il problema è di sostanza, perché le domande di cassa integrazione richiedono un certo tempo per la presentazione, poi ci deve essere l'autorizzazione dell'INPS per quanto riguarda il pagamento. Il fatto che la procedura sia lunga determina molte più probabilità che si interrompa e che si debba ricominciare da capo rispetto a una procedura snella che potrebbe essere esaurita in pochi minuti e quindi andare a buon fine prima del blocco del sito dell'INPS o, nel caso della Regione Veneto, del sito appositamente dedicato. Lei che ha il polso della situazione e immagino assista a diverse categorie professionali e economiche, qual è quella maggiormente in difficoltà? Chi sono i soggetti che stanno pagando il conto più alto a questa emergenza? Credo di riuscire a rispondere alla domanda capovolgendola, ossia chi non è in difficoltà. Dai dati che abbiamo prima indicato sulla perdita di posti di lavoro, gli unici settori che ne risentono meno sono quello agroalimentare e quello sanitario. Per tutti gli altri settori la crisi è diffusa e generalizzata, con particolari picchi nel settore del turismo, come si è detto prima. La crisi riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato, rapporti di apprendistato e appunto è generalizzata. Dottor Megali, grazie per il suo intervento, buon lavoro. Grazie altrettanto. Grazie, arrivederci.
Era il coordinatore della consulta regionale dei consulenti del lavoro, Innocenzo Megali. Abbiamo fatto un po' il punto dal punto di vista burocratico di quanto sta accadendo sul fronte giuslavoristico. Ma l'emergenza coronavirus veramente coinvolge tutti i settori e tutti gli aspetti della vita, anche quelli privati. La quarantena fa male a molti rapporti familiari. È di 24 ore fa l'episodio di Montecchio nel Vicentino, ma ricordiamolo. Doveva essere una sorta di vacanza di Pasqua a casa di un amico in viale Stazione a Montecchio Maggiore, nonostante le misure restrittive dettate dalla pandemia. 39 anni lei, 42 lui, entrambi di Vicenza, da tempo una vita fatta di litigi, una separazione, poi il ritorno assieme, ma sempre con problemi. La sera di martedì l'amico esce di casa, l'occasione per l'ennesima discussione, ma questa volta finisce nel sangue. Sono passate le 7 di sera quando al primo piano di questa palazzina il litigio tra la coppia arriva all'epilogo. La donna viene colpita all'addome con un coltello da cucina. La 39enne sanguinante riesce ad uscire dall'abitazione e a chiamare il 118 quando si accascia a terra nell'androne del palazzo. Sono momenti concitati ed accorrere subito la moglie del titolare della macelleria di fronte al palazzo. Ha visto una signora cacciata a terra che si lamentava e gli ha detto di stare tranquilla, che arrivavano i soccorsi subito. Inequivocabili le parole della donna a terra che si tiene il ventre. Se l'ha coltellato. Affacciato alla finestra il marito ripete di non essere stato lui a colpirla, ma che lei soffre di atti di autolesionismo. La via in un attimo si riempie tra soccorsi e carabinieri. Ho visto arrivare i carabinieri e l'ambulanza, sono andati sull'atrio a prendere questa ferita. Non so. La donna, trasportata all'ospedale San Bortolo di Vicenza, viene operata d'urgenza per la profonda ferita all'addome che solo miracolosamente non ha leso organi vitali. I militari intanto, saliti nell'appartamento, rinvengono e sequestrano il coltello da cucina utilizzato con una lama di 20 centimetri, sporco ancora di sangue. Posto sotto sequestro anche lo stesso appartamento. Il 42enne, con il proprietario dell'immobile nel frattempo rientrato, veniva portato in caserma, dove in tarda serata è stato confermato l'arresto del marito con l'accusa di tentato omicidio aggravato e trasferito poi in carcere a Vicenza in attesa dell'udienza di convalida. Questo un fatto di cronaca avvenuto nel Vicentino, ma è da giorni che vi raccontiamo di quanto il nervosismo all'interno delle mura domestiche stia aumentando. La quarantena non fa bene a situazioni che già sono pregiudicate o comunque hanno delle problematiche, che già prima della quarantena avevano delle problematiche. Siamo in collegamento via Skype con un volto molto noto, un avvocato che da anni si occupa di vicende familiari, lo vediamo spesso anche in trasmissioni importanti come Chi l'ha visto e altre, dove appunto segue i casi anche più difficili. Buongiorno avvocato. Buongiorno a voi. Avvocato, noi adesso abbiamo mostrato un fatto di cronaca che è avvenuto 24 ore fa nel Vicentino a Montecchio, una lite tra moglie e marito finita nel sangue. Lei dal suo osservatorio cosa sta notando in queste settimane di quarantena? Allora, noi stiamo notando come associazione Vicenza Nova, di cui sono il presidente, sicuramente un aumento di richieste di consigli, più che di aiuti concreti, di consigli, cioè da parte di donne che in queste situazioni non sanno come muoversi, perché pensano ad esempio che le caserme dei carabinieri e della polizia siano chiuse, anche invenzioni di questo tipo, pensano che non ci sia tempo per loro, pensano che non ci sia spazio per loro. Beh, non è così. Non è così, perché invece ovviamente le forze dell'ordine operano H24, al di là che sono molto impegnate nell'emergenza coronavirus, però ciò non toglie che non è che vengono meno i loro compiti principali. Voglio aggiungere anche questo molto importante: 4 giorni fa il Ministero degli Interni ha emanato una circolare proprio per sensibilizzare l'attenzione su questo fenomeno, per evitare che parlando H24 di coronavirus si trascurino anche problematiche tipo queste di cui stiamo parlando. E per questo motivo sta invitando, e come prevede del resto la legge, nei casi di emergenza a fare anche la denuncia a mezzo telefono. Attenzione, che col codice rosso è sufficiente
anche senza mettere nero su bianco nell'immediatezza, denunciare la cosa verbalmente, quindi o recandosi direttamente al commissariato o alla caserma dei carabinieri, o preallertando ai numeri di pubblica utilità 112 e 113, che sappiamo tutti essere gratuiti, sono chiamate e registrate, l'eventuale situazione di maltrattamento. Prevalentemente un maltrattamento psicologico in questo periodo, cioè offese, umiliazioni, perché tensioni, nervosismo, crisi economica, purtroppo non aiutano queste situazioni. Però quello che voglio dire, non è cambiato nulla nel senso della reazione dell'ordinamento giuridico, cioè ci sono tutte le leggi, tutte le norme, tutte le forze dell'ordine, ma ci sono tutte impegnate su questo fronte e lo dimostrano i continui arresti che ci sono in materia. Diciamo, avvocato, che aiuta molto il codice rosso che è stato introdotto l'estate scorsa. Sì, allora il codice rosso diciamo che ha di buono, ha dei lati positivi e dei lati che non sono proprio positivi. Tra i lati positivi sicuramente vi è l'immediatezza dell'intervento, questo è fondamentale perché consente alla polizia giudiziaria, cioè ai carabinieri, polizia, finanza, che ricevono la prima denuncia, ripeto, anche orale, quindi il primo, come dire, allarme, di attivarsi immediatamente. Prima occorreva fare la denuncia scritta. E molte donne, sappiamo, avevano paura di farla, erano scoraggiate, demotivate, quindi non lo facevano. Ora il maresciallo dei carabinieri, che riceve una dichiarazione orale di una donna che dichiara di essere vittima di maltrattamenti fisici o psicologici, non ha bisogno della denuncia scritta, deve immediatamente notiziare il magistrato. Beh, questa è una cosa fondamentale, perché il magistrato entro 3 giorni deve ascoltare la vittima, la deve interrogare e capire un po' come sono andati i fatti, quindi spiegare meglio il contenuto della vittima. Questo è fondamentale, c'è, rimane a maggior ragione in questo momento storico dove la convivenza costretta, coatta, induce purtroppo, aumenta il livello di tensione tra le coppie, chiaramente soprattutto coppie che avevano già, come dire, situazioni di crisi, è chiaro, no? Perché voglio dire che siccome da un mese siamo chiusi in casa dobbiamo litigare, assolutamente no, si tratta di coppie che avevano già problematiche di questo tipo. La donna all'epoca poteva, come dire, prima di questo mese andarsene di casa, uscire, ora con le varie restrizioni chiaramente si sente più costretta a stare dentro, ma non è così, perché in caso di emergenza, di necessità, la sua salute, la sua sicurezza viene alla pari della sua salute da coronavirus, per cui benissimo può andare in caserma, fermo restando che, ripeto, può anticipare il tutto con una telefonata. Poi c'è la partita, avvocato, dei minori, soprattutto gli affidamenti. Com'è la situazione su questo fronte? Questa è la situazione la più drammatica, secondo me questa è molto più drammatica, perché? Allora c'è stata una direttiva, un parere, un orientamento, chiamiamolo così, del governo, secondo il quale deve rimanere tutto immutato, nel senso che il diritto di visita dei genitori deve essere rispettato, chiaramente, anche da comune a comune, chiaramente nel rispetto delle regole sanitarie, quindi se sei in quarantena o se sei stato contagiato ovviamente non lo puoi fare, quindi la regola rimane intatta, il diritto di visita va rispettato, chiaramente, ripeto, nel rispetto delle regole sanitarie, e soprattutto qualora non c'è accordo fra i coniugi, secondo sono i provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Quindi, come dire, c'è un orientamento che si rimette al buon senso dei coniugi, perché chiaro, c'è da un lato la voglia enorme di ogni genitore di vedere il proprio figlio dopo una separazione non avendolo più con sé, ma allo stesso tempo c'è il bene giuridico salute che dobbiamo tutelare, perché lo stiamo vedendo, oltre 17.000 morti in un mese non sono numeri piccoli, per cui, come dire, la situazione è ancora abbastanza seria e non ne usciremo certamente in poche settimane. Quindi, da questo punto di vista, ripeto, a livello normativo la situazione è rimasta intatta, nel senso che il diritto di vista va rispettato, però, come dire, si invita a senso i coniugi a cercare di accordarsi per fare sì che tutto avvenga negli spazi, nei limiti temporali, si faccia il tragitto più veloce, più rapido, si sia il tempo necessario e soprattutto, ripeto, si rispettino quelle regole sanitarie. È chiaro che in quarantena deve rispettare la quarantena, non esce, non si discute neanche per andare a vedere il film. Dobbiamo aspettarci, avvocato, un aumento di controversie in sede civile e penale nei prossimi mesi? Allora, il dato anomalo è che nell'ultimo mese, io questa storia di Vicenza non l'ho sentita, non la conosco, ma c'è stato quindi un femminicidio stamattina? C'è stato un femminicidio a Vicenza stamattina? No, era una lite particolarmente accesa, quella che abbiamo raccontato prima. Non c'è stato, perché il dato storico incredibile è che noi siamo passati da un femminicidio ogni 3 giorni ad un femminicidio al mese, in questo mese.
quindi dove tutti ci aspettavamo sotto il profilo del femminicidio, quindi parliamo dell'omicidio, un aumento dei dati. In realtà, stranamente, veramente stranamente, a livello di morte abbiamo solo un femminicidio nell'ultimo mese che è avvenuto a Messina la settimana scorsa. Quindi sotto il profilo dei morti abbiamo un calo di morti di donne assassinate con quella, diciamo, situazione del femminicidio. Invece a livello di violenze, diciamo, di segnalazioni di litigi e violenze, purtroppo siamo in aumento. Quindi da un lato sono in aumento i litigi e le violenze domestiche, quindi maltrattamenti non solo fisiche ma ripeto anche psichiche. Allo stesso tempo abbiamo avuto, grazie a Dio, una diminuzione, quasi una sparizione del femminicidio. Parlo solo dell'ultimo mese, perché noi fino all'anno scorso, negli ultimi 8 anni, avevamo una donna ammazzata ogni 3 giorni. Adesso, ripeto, in quest'ultimo mese ne abbiamo avuta una in un mese. Quindi ecco, c'è questa, come dire, questa contraddizione tra virgolette. Speriamo chiaramente che diminuiscano anche non solo i morti, che è la cosa più importante, ma soprattutto che la gente abbia un po' di buonsenso. In questo momento qualunque dissapore va messo da parte, va accantonato. Dobbiamo concentrarci ad uscire da questa situazione quanto prima. Questa è la priorità assoluta. E l'appello, avvocato, resta quello di denunciare qualora ci siano fatti gravi. Sì, bisogna denunciare, smettiamola con questo scoraggiamento. Tante volte le persone che si rivolgono anche all'associazione, al momento prima vengono sparate in quarta che vogliono fare chissà che cosa, poi dopo che gli hai preparato tutto, che devi andare dai carabinieri a denunciare, no avvocato ma non me la sento, mi dispiace, quasi quasi vado a casa da mia madre qualche mese, mi sto lì, no, perché altrimenti poi non piangiamo, non facciamo come fanno gli italiani in generale, che ci lamentiamo di tutto e su tutto ma non facciamo nulla perché cambi qualcosa. Le denunce vanno fatte. Poi, come tutti gli ambienti del mondo, ci sono persone che lavorano meglio, magistrati e forze dell'ordine che lavorano bene, che sono la maggior parte. E purtroppo capita qualcuno che lavora meno bene, ma però va in tutti i settori e quindi non si attivano come dovrebbero. Questo non ci deve scoraggiare. Lasciamo il nero su bianco, come dico io, la denuncia la facciamo. Poi vediamo chi ha il dovere di muoversi, se non si muove cosa succede. Ci sono anche azioni di responsabilità per chi non fa il suo dovere, sia chiaro, ci sono sempre state e ci continueranno ad essere. Quindi denunciamo. Avvocato La Scala, grazie e buon lavoro. Grazie a voi e saluto gli amici del Veneto. Grazie, arrivederci. Adesso per noi c'è un breve momento di pubblicità, dopo. Siamo di nuovo in diretta per l'ultima parte di questa edizione straordinaria e vi devo dare conto di una notizia arrivata poco fa in redazione. È morto Paolo, detto Paolone Sartori, un volto notissimo a Conegliano, capo tifoseria dell'Imoco Volley. Lo conoscete un po' tutti perché appunto è sempre stato l'anima pulsante della squadra. Paolone Sartori era stato ricoverato, ne avevamo dato notizia circa 2 settimane fa in ospedale e non ce l'ha fatta a darne appunto l'annuncio. È la stessa Imoco Volley nel suo profilo Facebook. Oggi perdiamo uno di famiglia, un caro amico, un parente stretto, un pilastro dell'Imoco Volley che in questi 8 anni ci ha sempre fatto sentire il suo affetto, non ha mai perso una partita delle sue amate Pantere. Infaticabile organizzatore del tifo e delle trasferte dall'Italia alla Cina, da sempre nostro responsabile delle tifoserie. A lui dedichiamo tutte le vittorie di quest'anno e lo vogliamo ricordare da campione del mondo. Oggi è il giorno più triste della nostra società, ci possiamo solo unire alle più sincere e affettuose condoglianze alla famiglia Sartori. Questo la nota di cordoglio dell'Imoco Volley su Facebook, veramente una notizia molto triste per lo sport trevigiano in generale. E rimaniamo a Treviso, ci colleghiamo adesso con la Presidente della Conferenza dei Sindaci dell'ULSS 2 Marca Trevigiana, Sindaco di Ponte di Piave, Paola Roma. Buongiorno Sindaco. Buongiorno Cristian, mi unisco anch'io alle condoglianze fatte per questa perdita proprio di questo sportivo che era importante, anche visto che le nostre società sportive sono anche ferme, credo che anche il mezzo di comunicazione che voi date sia importante, quindi grazie davvero e mi unisco al cordoglio per la famiglia.
Resta il fatto, Sindaco, che sia Paolo Sartori che altri uomini che ci hanno lasciato in queste settimane sono persone comunque giovani. Ieri il governatore Zaia lo ha ribadito, lo ha ricordato più di una volta, ha dato anche i numeri della letalità che colpisce di fatto tutti in maniera diversa, questo è ovvio, ma tutte le classi di età e questa ne è una prova. Partiamo proprio da questo, Sindaco, partiamo dai numeri dell'ULSS 2 Trevigiana, che ha rallentato la sua crescita in questi ultimi giorni rispetto alle altre province. La rassicura questo dato e cosa si dovrebbe fare a questo punto? Beh, guardi, intanto come diceva il governatore Luca Zaia, dobbiamo essere cauti nel gestire la situazione rimanendo a casa e quindi anche sotto questo profilo anche la preoccupazione nostra come sindaci è quella di attivarci proprio in vista di Pasqua e di Pasquetta per tenere i nostri cittadini a casa, quindi potenziare i controlli proprio sotto questo profilo per aiutarci a contenere questo. È chiaro che i dati sono in leggera decrescita, ma comunque dobbiamo continuare lo sforzo che abbiamo fatto fino adesso. Abbiamo delle situazioni che riguardano soprattutto i nostri centri servizi e i nostri centri servizi per disabili, che chiaramente con i tamponi che in questi giorni vengono fatti e che si concluderanno come richiesto appunto dall'azienda sanitaria entro la prossima settimana, è chiaro che modificheranno il dato che sarà poi il dato generale. Ricordo che questi tamponi vengono fatti non solo al personale sanitario che è all'interno delle strutture, ma anche ai pazienti e quindi in un programma che è di concerto con le case di riposo. Tra l'altro ieri la Regione per la prima volta ha diffuso i dati dei tamponi e ha anche annunciato attraverso l'assessore Lanzarin che questa campagna di tamponi sarà ultimata tra domenica e lunedì di Pasquetta. Risulta anche a lei come Presidente della Conferenza? Certamente questa è la dichiarazione dell'assessore Lanzarin e quindi che quello che verrà fatto all'interno delle nostre aziende sanitarie che si andrà appunto a concludere in questa modalità, certamente. Era già stato individuato da parte del direttore generale Benazzi anche durante la conferenza stampa in conferma con quanto ha detto l'assessore Lazzarin. Quindi lo screening sta andando avanti e resta poi il nodo del personale per la struttura ospedaliera e per le case di riposo. Lei ci tiene a fare una comunicazione e dobbiamo essere chiarissimi e puntuali perché è molto importante, prego. Ecco, rispetto a questo lo avevamo proprio annunciato da voi, c'era il bando dell'azienda ULSS 2 per l'avviso pubblico di manifestazione di interesse per formare elenchi di personale per infermieri e operatori sociosanitari, scade domani la possibilità per accedere a questo bando e quindi questo è un accurato appello che facciamo tutti quanti perché più persone partecipino a questo bando. Chiaramente è fondamentale perché nelle strutture sia sanitarie che per disabili abbiamo la necessità di avere queste figure professionali e ringrazio anche tutte le altre strutture e gli altri soggetti che ci hanno dato anche la disponibilità di avere personale. E sotto questo profilo chiedo appunto che tutti quanti vadano, chi è interessato, a visitare il sito dell'azienda ULSS 2 con scadenza domani, bando per la manifestazione di interesse per le graduatorie di infermiere e operatore sociosanitario. A tal proposito magari Cristian ne approfitto per parlare anche del piano di sanità pubblica. Sindaco, solo una cosa, le chiedo, com'è la risposta finora a questo bando? Stanno arrivando... Una trentina di persone che avevano fatto richiesta, quindi speriamo che ce ne siano ancora perché abbiamo bisogno. Quindi non ci sono problemi, chi è interessato acceda ai siti istituzionali. Certamente, abbiamo necessità, certamente. Ecco, mi diceva Sindaco del piano di sanità pubblica. Sì, ritorniamo su questo che appunto è importante proprio perché va a monitorare con un'analisi epidemiologica la situazione, creando un piano d'azione nella suddivisione degli spazi anche all'interno delle strutture, sia residenziali per anziani ma anche per disabilità, e continuo monitoraggio. Faccio una precisazione su questo perché la nostra azienda ULSS 2 ha aperto, oltre che alle organizzazioni sindacali,
anche alla disabilità, alla salute mentale, alle dipendenze, oltre che alla conferenza dei sindaci e ai vari rappresentanti dei distretti, proprio perché è fondamentale la concertazione e la condivisione di questo piano così come voluto dalla Regione Veneto. E quindi questo piano andrà anche a valutare quel rischio rispetto all'isolamento dei pazienti, alla gestione dei DPI e alla gestione del personale. Quindi un piano che ci vede coinvolti a 360 gradi nello spirito di collaborazione che ogni parte, ogni attore di questo piano deve dare per arrivare alla conclusione del piano. Quindi ognuno sta facendo e continuerà a fare la sua parte stando a questo piano di sanità pubblica. Certo, assolutamente, e sotto questo profilo magari faccio uno spaccato anche rispetto a quelli che sono i progetti per i disabili. Ecco, sì, perché Sindaco parliamo spesso giustamente di anziani, ma ci dimentichiamo i tanti disabili che magari non possono più contare sui centri di servizio diurni. Certo, proprio perché come voluto dalla Regione Veneto e appunto l'assessore Lazzarini sta seguendo questa parte, c'è stata l'autorizzazione dei progetti sia per la salute mentale, la disabilità adulta, le dipendenze, per tutti quei progetti che già sotto il profilo domiciliare, e ringrazio gli operatori dell'azienda ULS 2 che hanno continuato le telefonate proprio con i nostri ragazzi seguiti dai centri poiché i CEOD erano chiusi, e continueranno e verranno implementati con questi progetti che la nostra ULS ha presentato e che la Regione ha validato. Quindi partiranno nei prossimi giorni anche questi ulteriori progetti a beneficio di tutti quanti i nostri comuni. Questo è importante perché il sociale è una parte importante che seguiamo noi come comuni strettamente, come comitati e come conferenza dei sindaci, e diamo una risposta a tutti quei bisogni che riguardano i nostri ragazzi che seguono questi centri. Tra l'altro, Sindaco, voi state seguendo, lei come Sindaco, anche i suoi colleghi, i tanti ragazzi che stanno rientrando dall'estero in questi giorni, in queste settimane. E abbiamo chiesto a loro proprio di comunicato a tutti quanti noi comuni di segnalare a una mail che è coronavirus.sisp@auls2.veneto.it il loro dato di nascita, il loro cognome e nome, quando fanno rientro e dove fanno rientro. Questo perché poi l'ULS invia loro un certificato di auto-isolamento, e questo serve anche a noi sindaci quando poi abbiamo gli elenchi per contattarli e anche la disponibilità che ci hanno dato. Approfitterei, Cristian, per altre due cose. La prima per quanto riguarda la proroga delle tessere sanitarie, quindi lo ricordo che le tessere TEAM sono prorogate al 30 di giugno. Mentre per quanto riguarda i certificati di esenzione 7R2, 7R4, quelli per reddito e per condizione economica, sono prorogati di un anno, quindi al 31 marzo 2020. Sindaco, grazie anche per queste comunicazioni di servizio sempre preziosa e puntuale. La ringrazio, buon lavoro. Grazie a voi, grazie per il servizio che fate, buon lavoro. Arrivederci, grazie Sindaco. Siamo alle battute conclusive di questa edizione straordinaria. Vi ricordo velocissimamente i dati: siamo a quasi 13.000 casi complessivi di positività nel Veneto, 311 in più rispetto all'ultimo report. I casi attualmente positivi sono 10.449, quindi quelli attualmente positivi, 5 i decessi registrati la notte scorsa sostanzialmente negli ospedali di Vittorio Veneto, 300 Bassano e Vicenza. Il dato positivo, che è stato sottolineato anche dal Presidente Zaia nel corso del punto stampa, sono i 274 letti di terapia intensiva, dato in diminuzione, e l'indice di occupazione delle terapie intensive è il dato principale di questa emergenza. È tutto, rientriamo in diretta dopo le celebrazioni del giovedì santo. Vi ringrazio per l'attenzione, buon proseguimento di giornata.